Una buona giornata, ben trovati. Prima edizione di Antenna 3 in questo mercoledì 8 marzo, festa, giornata internazionale dedicata alle donne, naturalmente da parte di tutti noi un augurio di cuore davvero a tutte le donne. Di donne parleremo oggi, ma c'è anche tantissima cronaca in scaletta in questa prima edizione, con vicende che proseguono dalle 14:30. Vi ricordo, seguiremo la preparazione e l'allestimento della cerimonia funebre da Anguillara nel Padovano per il poliziotto eroe, così è stato giustamente ribattezzato, Domenico Zorzino, che ha perso la vita nel tentativo di salvare un suo compaesano di Anguillara, Valerio Buoso, un anziano finito nel canale Gorzone. Sono terminati da pochissimo, poi ci collegheremo con la collega Valentina Visentin dal posto, i funerali proprio del pensionato annegato nella sua cadendo con l'auto appunto nel canale, finendo con l'auto nel canale, e sappiamo che le due vittime di questo tragico episodio sono state ritrovate ancora abbracciate nel tentativo naturalmente dell'agente di polizia di salvare l'anziano. Tra poco torneremo anche sul caso naturalmente della strage delle ragazze a Gorgo al Monticano, collegandoci col nostro Christian Arboit da Oderzo, ma ci sono anche vicende nuove che la cronaca ci propone. Andiamo subito sul sito del Gazzettino che parte proprio dalla strage di Gorgo, con la mamma di una delle due vittime, la giovanissima Barbara Brotto. Con lei ho perso tutto, questa tragedia ha distrutto 8 famiglie, stateci vicino, dice la mamma. Funerali congiunti per le due ragazze, ce ne parlerà tra poco il collega Christian Arboit, con l'ipotesi sulla dinamica dell'incidente. Sappiamo che sono state coinvolte 2 auto, che viene riproposta quella della sterzata per evitare un sorpasso per gioco tra le 2 auto della compagnia di amici, e sappiamo purtroppo come è andata a finire con le 2 vittime giovanissime. E poi c'è questo caso che sta facendo davvero clamore in questa giornata dedicata alla festa delle donne, perché alla Regione Veneto, parliamo quindi di consiglieri della Regione, la leghista Milena Cecchetto accusa Gio Formaggio di Fratelli d'Italia, mi ha molestata. Lo ha accusato di averla palpeggiata, forse addirittura tentato di baciarla, e lui nega e respinge ogni accusa, ma qui non stiamo parlando peraltro di avversari politici, stiamo parlando di 2 consiglieri che sono entrambi della maggioranza, entrambi dalla stessa parte, eppure c'è questa vicenda che sta facendo naturalmente discutere. Poi ovviamente in questa giornata in cui le donne sono in primo piano, le protagoniste, fa ancora più clamore. Gazzettino ad Anguillara, naturalmente il funerale di Valerio Buoso, morto nel Gorzone insieme al poliziotto eroe. Il parroco: quell'abbraccio in acqua conforta la famiglia, la figlia, buon viaggio papà. Queste le parole che poi sentiremo sicuramente anche ripetere dai colleghi di Padova che sono sul posto. Oggi ricordiamo che ad Anguillara è lutto cittadino, è stato chiesto a tutti di osservare un minuto di silenzio per le 2 vittime. I funerali del poliziotto Domenico Zorzino si svolgeranno a partire dalle 15:30, ma anche fuori dalla chiesa per il funerale di Valerio Buoso c'era in realtà un dispositivo della Polizia di Stato. Vediamo se riesco a mostrarvi le immagini che ci sono arrivate qualche secondo dai colleghi di Padova. Eccole qua, vediamo se riesco ad allargare lo schermo. Vi ripropongo questo video, eccolo qua, vediamo. Vedete che le volanti e i mezzi sia della stradale che delle volanti della Polizia di Stato hanno raggiunto la chiesa proprio per essere presenti anche al funerale di quest'altra vittima di questo tragico episodio. Allora io vedo già collegato dal Duomo di Oderzo il collega Christian Arboit, che è con Renato Capoia. Torniamo sulla tragedia di Gorgo al Monticano perché ci sono appunto degli aggiornamenti per quanto riguarda le esequie delle 2 ragazze. Buongiorno Christian.
Sì, buongiorno Lina da Oderzo con Renato Capoia. Confermo quello che hai detto poc'anzi, si terranno in forma congiunta i funerali delle due ragazze morte tra sabato e domenica in via Sant'Antonino a Gorgo al Monticano. Si terranno qui in Duomo a Oderzo, dove pochi minuti fa, nelle scorse ore, i familiari delle due vittime hanno incontrato Monsignor Bazzichetto, che stiamo tentando di contattare proprio in questi minuti. I familiari quindi hanno optato per una cerimonia congiunta. Non c'è ancora il nulla osta alla sepoltura, perché come sapete l'inchiesta è in evoluzione, non potrebbe essere altrimenti dopo quello che è successo sabato notte a Gorgo al Monticano. C'è questa perizia cinematica in ballo che dovrà chiarire cos'è successo sostanzialmente, soprattutto tra le due auto, l'auto dove erano le due povere ragazze con i rispettivi compagni, questa BMW, e la Polo condotta da un diciottenne di Annone Veneto, al cui interno c'erano altri amici, e quindi due macchine di amici che appunto percorrevano questa via Sant'Antonino, che a un certo punto sono entrate in collisione. Fatto sta che la Polo poi se n'è andata, i ragazzi occupanti, l'utilitaria, sono stati ritrovati poi dai carabinieri nelle rispettive abitazioni. Ci sono tantissimi punti da chiarire. Questa mattina la mamma di Barbara Brotto, la 17enne di Rustigné, ha affidato a una nota alcune sue parole ovviamente strazianti, dove ricorda la figlia Barbara, ne ricorda soprattutto l'unicità, la sensibilità, e quindi chiaramente sono le parole di una mamma che si trova da sola ad affrontare un dolore tanto grande. Per questa mamma si stanno mobilitando tante altre mamme, tante amiche che nelle scorse ore, come vi abbiamo raccontato nel telegiornale di ieri sera, hanno avviato anche una raccolta fondi. Tra l'altro mamma Gabriella, che ha deciso di donare gli organi della figlia. In questo momento è un abbraccio collettivo. Mamma Gabriella tra l'altro dice in questa nota congiunta che bisogna stringersi anche attorno a tutte le famiglie coinvolte, che ci sono 8 famiglie distrutte dal dolore, che il suo pensiero va per l'appunto ai 2 ragazzi che sono comunque in gravi condizioni, uno all'ospedale di Treviso, l'altro all'ospedale di Mestre. Ma è tutta la comunità di Oderzo che si interroga, Lina, su quanto successo sabato notte. Oggi a Oderzo è giorno di mercato, la vita va avanti, ma va avanti con un peso. Sentiamo qualche reazione, qualche parere. Buongiorno, salve. Lei di dov'è? Abito a Mota di Livenza. E quello che è successo sabato sera è una ferita aperta. È una tragedia, mi dispiace molto per i familiari e questi ragazzi giovani che purtroppo hanno perso la vita. Mi dispiace tanto. E lei da genitore che idea si è fatto? La vita bisogna farla e tutti i giorni è un pericolo. Sì, che si va in macchina, si corre, si va piano, dipende, bisogna stare attenti a tutto. Questa è una zona particolarmente colpita da incidenti stradali, tutta la zona soprattutto non solo del Pitergino ma del Veneto orientale. Ci sono strade pericolose o sono gli atteggiamenti, i comportamenti? Ma secondo me ci sono anche strade pericolose, però bisogna un po' rispettare anche i limiti, cercando di stare sempre molto attenti, perché bisogna stare attenti. Grazie davvero. Poi raccoglieremo anche altre reazioni, Lina, anche se c'è poco da dire per certi versi. Nelle scorse ore lo stesso parroco di Rustigné ha chiesto silenzio per rispetto nei confronti della famiglia, però resta il fatto che la dinamica davvero interroga e non potrebbe essere altrimenti. Tra l'altro
nelle scuole di Oderzo, in tante scuole di Oderzo si è iniziato a parlare proprio di sicurezza stradale, di educazione stradale, partendo da questo fatto, perché poi Barbara, Eralda Spaillari, i ragazzi che erano con loro, Daniel, Michele, insomma erano conosciuti, erano ragazzi come tanti altri che frequentavano la piazza, che avevano una vita sociale, quindi insomma è chiaro che c'è un dolore diffuso, ma ci sono per l'appunto tanti interrogativi. Per il momento da Oderzo con Renato Capoia, Lina, ti restituisco la linea. Buon lavoro. Grazie Cristian, grazie Renato Capoia per questo collegamento. Noi andiamo allora a fare il punto delle indagini nel servizio realizzato da Daniela Sizzia, in cui interviene anche il presidente del Veneto Zaia, che è tornato a parlare di campagne social per cercare di mettere in guardia i ragazzi dai pericoli della strada. Molte domande che attendono una risposta. Non ci sono testimoni oculari, oltre ai 4 amici a bordo della Polo che subito dopo l'incidente hanno chiamato i soccorsi e si sono allontanati dal luogo della tragedia. Sono stati i carabinieri che li hanno rintracciati diverse ore dopo nelle loro abitazioni. L'autista, un 18enne di Annone Veneto nel Veneziano, rischia ora, oltre all'omicidio stradale, anche l'omissione di soccorso. Ma questo sarà la magistratura a stabilirlo. Certo è che se tutto dovesse essere confermato, i giovani dovranno spiegare come mai hanno lasciato i loro amici intrappolati nella BMW senza attendere i soccorsi. A terra, in quell'inferno, oltre all'auto accartocciata addosso al platano, anche un pezzo dello specchietto della Polo. E qui la pista che gli investigatori non confermano ma non escludono. Lungo via Sant'Antonino la BMW ha iniziato il sorpasso. La velocità è sostenuta sopra i 140 km/h. Forse, ma questa è una delle ipotesi, la Polo si allarga e va ad urtare la vettura degli amici. In un attimo si consuma il dramma. Le 2 giovanissime, Eralda Spaillari, 19 anni, di origini albanesi, e Barbara Brotto, 17 anni, di Rustigné di Oderzo, muoiono sul colpo. Ora le famiglie attendono il nulla osta per poter fissare la data dei funerali. Rimangono invece gravi le condizioni di Michele, alla guida della BMW, ricoverato a Treviso. In leggero miglioramento Daniel, il 18enne, trasportato invece a Mestre. Nelle prossime ore dovrebbe essere affidato l'incarico per la perizia cinematica. I 2 automobilisti dovranno rispondere di omicidio stradale. Intanto il presidente Luca Zaia da Palazzo Balbi torna a parlare degli incidenti stradali, troppi nella nostra regione. Confermo che stiamo lavorando a questa campagna e confermo anche che ci preoccupa non poco questo susseguirsi di notizie, non ultima purtroppo la tragedia di Gorgo. Si va nella direzione pensando a un principio che le strade non sono pericolose, parlo in senso generale, ma siamo noi che le rendiamo pericolose. Quindi l'educazione alla sicurezza stradale è fondamentale. La velocità da un lato e la distrazione, se pensi a quanti incidenti sono causati dall'utilizzo del telefonino, danno una dimensione di quanto grave sia il problema. Molti gli incidenti nei quali rimangono coinvolti i giovanissimi, come a Gorgo al Monticano. Penso però che dovremmo utilizzare moltissimo i canali social per parlare direttamente ai ragazzi. Così dunque il presidente del Veneto Luca Zaia, che sappiamo quanto tiene anche alle campagne rispetto alla sicurezza stradale. Vedo collegata Valentina Visentin da Anguillara insieme a Cristian Roque Allende. Lo ripetiamo, alle 15:30 i funerali di Stato per Domenico Zorzino, si sono appena conclusi quelli per Valerio Buoso. È una giornata di lutto cittadino ad Anguillara. Buongiorno Valentina. Buongiorno Lina, si è appena terminato anche il minuto di silenzio che a mezzogiorno il sindaco del comune ha voluto per omaggiare, per ricordare le 2 vittime, Valerio Buoso e Domenico Zorzino. In questi minuti è attesa l'arrivo della bara del poliziotto Domenico Zorzino dall'obitorio di Schiavonia. È partita verso le 11:45, dovrà arrivare qui dove mi trovo io, al Palazzetto dello Sport di Anguillara Veneta, dove sarà allestita la camera ardente in attesa dei funerali
funerali di Stato che si svolgeranno quest'oggi alle 15:30. Si sono invece appena conclusi i funerali di Valerio Buoso. Oggi è una giornata di lutto cittadino per tutto il comune di Anguillara, grande partecipazione per i funerali di Valerio, iniziati questa mattina alle 10:30 alla presenza di tutta la famiglia e di tante persone del paese, sia all'interno che all'esterno della chiesa. Molto commossa e sentita l'omelia fatta dal parroco Don Giampaolo, che ha ricordato la vita di Valerio, il suo grande amore per la famiglia, la moglie Ada e i 3 figli Catiuscia, Erika e Mauro, e per i suoi nipoti. Una vita sempre molto umile e lontana dal clamore, ha detto Don Giampaolo. Lui non avrebbe voluto tutto questo, era una persona abituata ad aiutare e non ad essere aiutato, invece il destino beffardo ha voluto il contrario, ovvero che morisse mentre veniva aiutato dal poliziotto Domenico Zorzino, che non ha esitato venerdì pomeriggio a gettarsi nelle acque fredde del Gorzone per tentare in tutti i modi di salvare l'anziano che era appena finito in acqua con la sua auto. Lui avrebbe fatto altrettanto, ha detto Don Giampaolo, ricordando appunto il carattere molto umile e riservato di Valerio Buoso. In particolare durante l'omelia Don Giampaolo ha detto che la famiglia Buoso manda un sentito ringraziamento alla famiglia di Domenico Zorzino. Commosso poi il ricordo e il saluto fatto dalla sindaca di Anguillara, Alessandra Buoso, che adesso la vedete alle mie spalle, sta attendendo l'arrivo del feretro del poliziotto Domenico Zorzino qui al Palazzetto dello Sport, e poi anche in chiesa hanno parlato i figli di Valerio, ha parlato Catiuscia ricordando e dicendo al papà ci mancherà la tua voce, ci mancherà rimproverarti quando raccoglievi tutte le tue cianfrusaglie, ma soprattutto speriamo che dall'alto tu riesca sempre a proteggere la mamma, noi e i tuoi nipoti, che hanno salutato poi il nonno, la bara ricoperta di girasoli arancioni. Tutto il comune, tanta gente di Anguillara si è poi spostata dalla chiesa qui a pochi metri di distanza nella palestra comunale. Qui verrà allestita tra poco la camera ardente. Questo luogo non è stato scelto a caso, perché nei campi sportivi di Anguillara Veneto, che adesso il collega Cristian Rocca Allende vi inquadrerà, Domenico Zorzino veniva spesso perché era un grande amante del calcio e accompagnava il figlio 17enne agli allenamenti del Junior Anguillara, quindi è stato scelto proprio questo luogo perché qui Domenico veniva spesso ed era appunto molto conosciuto. Lo vedete, il paese di Anguillara è qui che sta aspettando l'arrivo del feretro, che dovrebbe arrivare da Schiavonia, scortato dalle moto della polizia stradale. Prima di lasciare l'ospedale di Schiavonia il feretro è stato benedetto dal cappellano della polizia di Stato, Don Ulisse Zaggia. Adesso sta arrivando qui anche Don Giampaolo Assiso, segno che veramente tra pochi minuti la bara di Domenico Zorzino dovrebbe arrivare, e qui appunto verrà allestita la camera ardente per l'1° maggio, in attesa dei funerali di Stato che inizieranno alle 15:30. Prevista la partecipazione del capo della polizia Lamberto Giannini. Non si sa ancora se parteciperà il ministro Piantedosi, ma fino a pochi istanti fa non era confermata la presenza. Ci sarà comunque il questore di Padova Antonio Sbordone, il prefetto e anche il sindaco di Padova Sergio Giordani, e ovviamente tutta la famiglia di Domenico Zorzino, per questo momento di grande dolore di un'intera comunità. Anguillara, tutte le scuole sono chiuse, i negozi sono chiusi, le bandiere a mezz'asta. È una giornata veramente di tanto dolore. Restiamo ancora in attesa, se volete qualche istante, per vedere se arriva la bara. Se non arriva io vi restituisco la linea allo studio e magari ci risentiamo più tardi per eventualmente darvi altri aggiornamenti. E poi dovrebbero esserci pronto anche il servizio dei funerali di Valerio Buoso, così ripercorriamo insieme a voi la mattinata di oggi qui ad Anguillara. Grazie Valentina, grazie a Cristian Rocca Allende. Vediamo dalla regia se è pronto il servizio sui funerali di Valerio Buoso. Non c'è ancora, mi dicono. Allora Valentina, lo riproporremo tra pochissimo.
avvisaci se arriva il feretro, se quando ti vuoi collegare è sufficiente che ci avvisi, noi naturalmente torneremo ad Anguillara per questo momento intenso sicuramente, di grande dolore per tutti. Grazie, grazie Valentina. Okay. Andiamo sul sito del Corriere del Veneto che ci porta a Verona con la cronaca, perché c'è un bambino di 4 mesi in coma in ospedale, indagine per scuotimento. Un mese fa, scrive il Corriere del Veneto, il ricovero, i medici dopo la ricognizione sui fatti hanno segnalato il sospetto alla polizia, procede la polizia, la squadra mobile, per ora contro ignoti, quindi non ci sarebbero ancora degli indagati rispetto a questa vicenda di cui si è presa carico la Procura della Repubblica di Verona. Vedremo se ci saranno risvolti anche giudiziari rispetto a questo caso che vi abbiamo dato in apertura, la vicenda che vede protagonisti la leghista Cecchetto e Gio Formaggio di Fratelli d'Italia. Siamo in Consiglio regionale del Veneto, l'accusa è pesante, quella di molestie. Vediamo in diretta proprio dal Palazzo Ferrofini il nostro Filippo Fois per tutti gli aggiornamenti. Buongiorno Filippo. Buongiorno Rina, buongiorno ai telespettatori di Antena 3. Ci troviamo proprio a Palazzo Ferrofini, sede del Consiglio regionale della Regione Veneto. In questo momento l'aula è vuota, stanno iniziando ad arrivare i primi consiglieri. Oggi è prevista la riunione di 2 commissioni consiliari che comunque cominceranno tra un paio d'ore. Però ci sono già delle prese di posizione sulla denuncia che è stata fatta dalla consigliera Milena Cecchetto nei confronti di Gio Formaggio e arriva dalle consigliere del gruppo Lega Nord Liga Veneta, che hanno espresso totale incondizionata solidarietà alla collega per quanto ha denunciato. Noi intanto possiamo dirvi che il presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti ha convocato i 2 capigruppo dei gruppi consiglieri a cui appartengono le 2 persone coinvolte, Manuela Cecchetto e Gio Formaggio. Quindi si tratta di Enoch Soranzo per Fratelli d'Italia e di Alberto Villanova per la Lega. Ciambetti poi oggi non è qui in Consiglio, è partito per una missione diplomatica a Bruxelles. Da quelle che sono le ultime informazioni, il Presidente del Consiglio regionale dovrebbe annullare una visita che era stata fissata domani a Roma con il Ministro Calderoli per tornare a Venezia proprio per convocare il Consiglio di Presidenza che dovrà analizzare questo caso. Naturalmente per quello che riguarda le competenze del Consiglio di Presidenza ovviamente non si parla né di penale né di civile, si tratta di applicare il regolamento del Consiglio regionale che, dobbiamo dire, ci siamo già informati, non prevede una fattispecie così specifica come quella che è stata denunciata, per cui se arriveranno dei provvedimenti potrebbero arrivare per un'interpretazione, diciamo così, estensiva di quei provvedimenti che vengono adottati per interperanze, per quindi manifestazioni censurabili molto vivaci in aula. Lina. Grazie a Filippo Fois per questa testimonianza. Torniamo subito a Padova da Valentina Visentin, se riusciamo, perché la collega ci dice che è arrivato il feretro di Domenico Zorzino. Vediamo se riusciamo a collegarci subito. Eccole qua le immagini, le vedete. È arrivato alla palestra comunale, giusto Valentina? Non so se la collega mi senta. E allora ecco la bara di legno chiaro, la vedete, coperta di fiori bianchi, del poliziotto Domenico Zorzino. Sentiamo forse in sottofondo, ecco, sentiamo dei rumori, ma naturalmente sono i rumori ambientali, diciamo così, immersi comunque in un silenzio davvero doloroso e impressionante. Vediamo le immagini che ci arrivano dei familiari, la compagna, il figlio, i familiari dell'agente di polizia del reparto anticrimine che sono a fianco del loro caro anche in questo momento. Siamo alla palestra comunale di Anguillara, dove verrà allestita la camera ardente
per circa 3 ore fino al trasferimento poi alla chiesa parrocchiale per le esequie di Stato. Sono presenti, lo vedete, il sindaco, ecco il feretro entra nella palestra comunale, sono presenti le autorità cittadine, naturalmente la polizia, i colleghi e i vertici della questura di Padova e tanta gente che sicuramente vorrà salutare Zorzino e rendergli omaggio per questo sacrificio che ha compiuto prima che si svolgano poi i funerali. Ecco, lo vedete, tanta gente, sicuramente gli amici, i colleghi, i conoscenti, ma siamo certi anche tanti privati cittadini che vogliono, scusate un pochino naturalmente i movimenti delle immagini, il nostro collega si sta mettendo in posizione per riprendere con tutta la discrezione possibile questa scena molto dolorosa di questo accompagnamento di Zorzino verso la camera ardente. Vediamo se è possibile, se sarà possibile entrare, altrimenti ci ricollegheremo più tardi. Attendiamo qualche istante. Stiamo provando a entrare, lo vedete, con tanta gente, c'è già una folla alla palestra di Anguillara per la camera ardente del poliziotto che si è sacrificato per salvare un pensionato finito con la macchina nel gorzone e annegato insieme a lui, insieme a Valerio Buoso, il 75enne, finito con l'auto in acqua venerdì scorso. Ecco l'interno, lo vedete, della palestra, tanta gente già presente per l'allestimento della camera ardente e ora i cittadini in questa giornata di lutto in cui, ci diceva prima Valentina Visentin, tutto è chiuso, le scuole, è stato osservato da poco il minuto di raccoglimento, il minuto di silenzio. Tutti partecipano perché le vittime per il paese sono state 2, questo poliziotto giovane, padre di famiglia, da una parte, e il pensionato Valerio Buoso, i cui funerali si sono svolti questa mattina e di cui dovremmo poi vedere. Rientriamo in studio, vedremo poi cos'altro succederà. Noi ci fermiamo ora per qualche minuto di pubblicità e poi torneremo subito con le nostre ospiti. Eccoci di nuovo in diretta, prima edizione di Antenna 3 in questo 8 marzo. Allora io vedo già collegate e le saluto 2 esponenti della politica italiana, donne, che ho voluto appositamente in questa giornata per fare anche un po' il punto su quello che è la situazione delle donne in politica, visto che ci sono state parecchie novità in questo ultimo periodo. Allora vedo collegate Sabrina Pignedoli, europarlamentare del Movimento 5 Stelle. Buongiorno Sabrina, ben ritrovata. La vediamo in movimento, in viaggio. Vediamo, non sento l'audio però. C'è qualche problema? Vediamo se il microfono è aperto. Mi sente? Sì, la sento. Eccola qua. E direttamente dalla Camera, a quanto ne so, Rachele Scarpa, buongiorno, parlamentare del Partito Democratico, che forse... Buongiorno Rachele, che forse verrà chiamata per le votazioni, no? Sono giornate intense.
Cominciare fra poco, sì. Esatto, allora buona festa della donna a voi. Vorrei appunto partire con una domanda per entrambe su questa festa. Vediamo, sono in corso le celebrazioni ufficiali al Quirinale con il presidente Mattarella, con la premier Meloni, ma insomma ci sono state varie novità sul fronte delle donne in politica. L'abbiamo viste rimarcare molto dai giornali in queste settimane, in questa giornata, anche con l'elezione di Elish Line a segretaria del Partito Democratico, naturalmente. Uno sguardo dall'Europa e uno sguardo dalla Camera, da Roma. Allora vediamo, partiamo da Rachele e facciamo muovere Sabrina, che vediamo che è proprio in spostamento verso l'aeroporto, mi pare. Sabrina, allora Rachele, lei è giovanissima, ha anche subito, diciamo, degli attacchi come donna, come giovane donna, quando è stata eletta, e ora come sta proseguendo. Qual è secondo lei la situazione, il punto che possiamo fare sulle donne in questo momento viste dalle istituzioni? Io credo che il punto che possiamo fare è che c'è ancora tanto lavoro da fare. Chiaramente siamo in un periodo di anche grandi cambiamenti e grandi segnali. Sicuramente non si può ignorare l'elezione di una Presidente del Consiglio donna, così come l'elezione di una donna segretaria del Partito Democratico. Sono tutti segnali importanti che vanno tenuti da conto. Però anche su questo volevo far partire una riflessione, cioè sulla non neutralità anche dei ragionamenti che si possono fare in questo senso. Ieri Giorgia Meloni ha celebrato la fissione del suo ritratto nella Sala delle Donne qui a Montecitorio e ha sottolineato che per una donna, per superare gli ostacoli che ci sono di fronte a lei anche in politica, anche nel ricoprire cariche di potere e di responsabilità, ci vogliono soprattutto volontà, orgoglio e consapevolezza. Ecco, io credo che oltre a un moto di orgoglio, insomma, che sicuramente tutte abbiamo e sentiamo, puntare l'attenzione sulla volontà non sia sufficiente, purtroppo. Quello che Meloni trascura non solo in questa occasione, ma scusatemi. Qualche problema forse con lo Skype? Ecco, si è scollegata. Andiamo da Sabrina allora a questo punto, dove faremo riprendere il ragionamento a Rachele tra pochissimo. Sabrina, lei che è all'Europarlamento, tra l'altro lei di tutela delle donne si occupa direttamente, l'abbiamo avuta ospite, se ricordo bene, proprio a novembre per la giornata. Rachele, ripristini il collegamento, che intanto andiamo da... C'è? Riusciamo a finire il ragionamento? Scusatemi. Ci sente? Sì. Stavo dicendo che purtroppo puntare sulla volontà e basta non è necessario. Per ora l'azione politica del governo nei fatti, ovvero quando si tratta di investire, di mettere in campo politiche per garantire che la volontà delle donne sia suffragata da azioni concrete, al momento non ha messo in campo niente, e questo è molto importante. Noi ci dimentichiamo di tutti gli ostacoli materiali e culturali che le donne in politica affrontano ogni giorno, quindi penso che a questa riflessione, insomma, legittima vadano aggiunti degli elementi. Quindi bisogna tenere la guardia alta, diciamo. Sabrina, è stato un anno di svolta in questo senso, anzi gli ultimi 6 mesi di svolta in questo senso anche per la politica italiana, ma dice Rachele c'è tanto da fare. Com'è la situazione all'Europarlamento invece in tema di presenza femminile e di ruoli al femminile? Diciamo che tutte le cariche principali delle istituzioni europee sono rappresentate da donne, quindi abbiamo Roberta Metsola come Presidente del Parlamento europeo e poi abbiamo Ursula von der Leyen alla Commissione, alla BCE, c'è la Lagarde, quindi insomma c'è una buona rappresentanza di ruoli femminili anche a livello apicale, perché questo è un elemento che va tenuto in considerazione. Molto spesso le donne non riescono ad avere ruoli apicali. Quindi anche nelle aziende, questo ce ne eravamo occupati, come diceva lei prima all'interno della trasmissione, non riescono ad avere dei ruoli di rilievo, ecco. E quindi è importante invece che possano occupare esattamente gli stessi ruoli che occupano gli uomini. È molto più difficile, però per esempio la von der Leyen ha molti figli ed è riuscita a conciliare la carriera politica con la possibilità appunto di avere figli. E questo è una cosa che lo Stato deve considerare, perché secondo me il problema più grosso
per le donne che cercano di fare carriera, di distinguersi nel mondo sia dell'imprenditoria che della politica, è proprio cercare di conciliare la vita familiare con quella lavorativa. Per una donna è più difficile. Certamente, in tema di legislazione europea verso l'Italia e recepimento da parte dell'Italia di quelle che sono le indicazioni dell'Europa, a che punto siamo rispetto alle donne, secondo lei? Allora, per quello che riguarda per esempio la questione delle donne nei consigli di amministrazione, l'Italia è a buon punto, anche se è molto carente, come dicevo prima, per i ruoli apicali. Quindi ci sono donne, i consigli di amministrazione sono ben rappresentati da donne, ma è molto difficile che raggiungano i ruoli tipo di amministratore delegato delle società e quindi che raggiungano il vertice delle imprese. E questo deve essere, è stato sottolineato anche a livello europeo, bisogna porre un rimedio a questa carenza. E poi a livello europeo si sta facendo molto anche per la questione della tutela delle donne rispetto alle violenze, rispetto anche a una vita familiare e all'affidamento dei figli e le pressioni che possono venire proprio nelle dispute che ci sono a livello appunto di separazione e di gestione dei figli. Per cui anche su questo fronte l'Europa ha preparato un testo e stiamo andando avanti anche da questo punto di vista. C'è comunque secondo lei un'aria nuova, tira un'aria nuova in qualche modo anche in Italia? Beh sì, è naturale, anche perché insomma ormai le donne studiano, le donne hanno capito e stanno prendendo coscienza della propria posizione a livello sociale e credo che anche gli uomini abbiano cominciato ad avere una buona apertura nei confronti delle donne, delle colleghe donne, anche delle superiori donne, ecco, perché secondo me non c'è la fine distinzione, quello che conta è la capacità delle persone di prendere decisioni, di avere ruoli di responsabilità e questo può essere fatto tranquillamente da uomini e da donne. Rachele Scarpa, com'è l'8 marzo vissuto alla Camera? L'8 marzo vissuto alla Camera è comunque un giorno molto sentito, insomma, dove si respira la volontà di tutti anche di celebrare e di prendere atto dell'importanza del ruolo delle donne nelle istituzioni e non solo. Oggi siamo entrate in aula e c'erano delle mimose e mi auguro che insomma sia anche una volontà che riesca a trovare uno sbocco effettivo della politica, perché i simboli sono importanti, ma una politica fatta solo di simboli forse non è ciò di cui abbiamo bisogno in questo momento. Quindi spero che tutto questo celebrare, tutta questa consapevolezza insomma, che si vuole far trasparire diventi presto anche su tutti i livelli un moto di emancipazione e di liberazione della donna da quelli che ancora sono i limiti forti che incontriamo, gli ostacoli forti che incontriamo. Vorrei sottoporre velocemente a entrambi quello che è un po' il caso del giorno. Arriva dal Consiglio regionale del Veneto, sciocca la regione, la leghista Cecchetto accusa Gio Formaggio di Fratelli d'Italia, mi ha molestata. Non so se avete avuto occasione oggi di vedere, ecco, di leggere questa notizia. Rachele, cosa ne pensa? Io penso che Gio Formaggio abbia dato in numerose occasioni dimostrazione di grande grossolanità e maleducazione, quindi purtroppo non mi sorprende che anche in un'interazione ordinaria, diciamo amicale, perché sono colleghi in maggioranza, legata alla quotidianità, lui abbia evidentemente oltrepassato il limite. È la persona direttamente interessata a dirci che si è sentita molestata. Quindi io credo alla consigliera leghista e penso che Gio Formaggio, ora anziché negare, dovrebbe semplicemente fare un passo indietro e chiedere scusa per questo e per tantissimi comportamenti assolutamente inadeguati che ha tenuto negli anni. Ecco, poi naturalmente per onestà e correttezza sentiremo naturalmente anche il diretto interessato in questo senso. Sabrina, cosa pensa di questa vicenda? Le accuse che vengono mosse devono essere chiaramente
dimostrate, non tocca a noi dire chi ha ragione, chi ha torto, però in questo caso se fosse vero c'è anche una questione penale da affrontare, non basta chiedere scusa, se una donna viene molestata è un reato. Certamente. Allora, per chiudere, perché vi vedo molto impegnate, ci fa piacere di vedere due donne, due rappresentanti elette così impegnate anche in questa giornata dell'8 marzo. Se naturalmente, avendo la bacchetta magica, ve la metto così, qual è il regalo che vorreste fare alle donne, avendo il potere immediato di farne uno? Sentiamo, Sabrina. Sarebbe, secondo me, avere la possibilità di conciliare meglio la vita lavorativa con quella familiare, cioè avere la possibilità di essere più tranquilli e sentirsi meno in colpa rispetto magari al fatto di dover lasciare i bambini con la babysitter per andare al lavoro e quindi avere magari delle strutture che ti permettono di avere più possibilità di avere il bimbo vicino e nello stesso tempo di poter lavorare senza sentirti in colpa, anche perché nella società le donne che lavorano e hanno figli molto spesso vengono additate come cattive madri e invece fanno i salti mortali per cercare di tenere in piedi tutte e due le cose. Certamente. Rachele? Lei che regalo farebbe? Io direi sicuramente degli stipendi pari rispetto a quelli degli uomini e non più bassi del 30%. Poi la questione della conciliazione la condivido, ma io è un regalo che vorrei fare anche agli uomini, perché penso che il percorso di liberazione delle donne da questa inconciliabilità tra il lavoro di cura e il lavoro sia anche dovuta al fatto che sta solo a loro, no? Io invece vorrei che la liberazione e la libertà in questo senso fosse vissuta come una valorizzazione del tempo di cura, perché anche gli uomini si prendono cura, così come il ruolo delle emozioni e del corpo in politica, che viene spesso molto delegato alle donne. Vorrei che acquisisse un altro valore, perché anche gli uomini hanno delle emozioni, anche gli uomini hanno un corpo, quindi vorrei che fosse un regalo condiviso che ci facciamo, ecco, tra generi. Benissimo, vi ringrazio moltissimo di aver aperto questa finestra sulla festa della donna. Grazie e buon lavoro a Sabrina Pignedoli, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, e a Rachele Scarpa, deputata del Partito Democratico. Grazie e buon lavoro a entrambe. Grazie. Buon viaggio a Sabrina in questo caso. Grazie. Buon lavoro. Di nuovo. Ciao, arrivederci. Grazie a voi. Allora, di 8 marzo e di donne noi parleremo anche più tardi, in realtà non tanto più tardi, tra poco, verso l'una, con altre ospiti in arrivo che appartengono in questo caso invece alla società civile, alla quotidianità del nostro territorio in particolare, anche se svolgono dei lavori un po' particolari. Noi ripartiamo dalla cronaca a questo punto, ripartiamo dalla cronaca, ci dicono da Padova che è pronto il servizio relativo ai funerali di Valerio Buoso, il pensionato morto annegato nel Gorzone insieme al poliziotto Domenico Zorzino che ha tentato di salvarlo. Vediamo il servizio. Il lutto e il silenzio rotto dal suono delle campane avvolge la comunità di Anguillara Veneta nel giorno più lungo che inizia con l'addio a Valerio Buoso. È coperta di girasoli la bara di Valerio Buoso, che entra in chiesa accompagnata dal parroco Don Giampaolo Assiso, del cappellano militare Don Ulisse Zaggia, seguiti dalla sua adorata famiglia. Sul sagrato l'omaggio delle moto e delle auto della polizia, con i colleghi di Domenico Zorzino, la gente che non ha esitato a gettarsi nelle fredde acque del Gorzone venerdì per salvare l'anziano, morto con lui in un estremo abbraccio di bene e coraggio. Ricorda chi era Valerio Buoso nell'omelia a Don Giampaolo Assiso. Era umile e riservato Valerio, non amava il clamore, amava sua moglie Ada, i figli e gli adorati nipotini. Dava una seconda vita alle cose e aveva l'hobby dei mercatini. La tua famiglia, Valerio, ringrazia ancora quella di Domenico. Commosso il saluto della sindaca Alessandra Buoso. Vogliamo stringerci a voi in un virtuale abbraccio, come Valerio ha fatto con Domenico negli ultimi istanti della sua vita, oggi e per sempre.
Grande l'affetto della figlia di Valerio e dei suoi nipoti. Papà, volevamo darti un ultimo saluto e ringraziarti per tutto quello che hai fatto per noi. Vorremmo poter sentire ancora la tua voce, poterti rimproverare per l'ennesima cianfrusaglia raccattata in qualche mercatino e prenderti in giro per le cose vecchie da sistemare che sistematicamente non sistemavi. Nel nostro cuore sarà sempre vivo il tuo ricordo. Aiuta la mamma ad essere forte. Proteggici da lassù. Buon viaggio, papà. Adesso che te ne sei andato, anche una parte dei nostri cuori se n'è andata con te. Continueremo a ricordarti com'eri, un nonno gentile, simpatico, intelligente e con tanta voglia di aiutare il prossimo. E anche se il tempo proverà a cancellare i ricordi che abbiamo di te, sappi che nulla potrà farci dimenticare quello che sei stato per noi. Ti vogliamo tantissimo bene, nonno, i tuoi nipoti, Alessandro ed Edoardo. E mentre ad Anguillara, attorno alla salma di Domenico Zorzino, Valerio Buoso lascia la chiesa del paese dove ha trascorso tutta la sua vita. Questo dunque è il servizio realizzato dalla nostra Chiara Gaiani dei funerali di Valerio Buoso ad Anguillara. Abbiamo visto poco fa l'arrivo del feretro di Domenico Zorzino. Vi rinnovo l'appuntamento per le 14:30 quando seguiremo con i colleghi proprio il trasferimento del feretro dalla Camera Ardente alla chiesa di Anguillara per i funerali di Stato di questo poliziotto che non ha esitato a sacrificare la sua vita per cercare di salvare Valerio Buoso. Abbiamo sentito le parole delle figlie. Ora andiamo all'omicidio di Maria Angela Sarto e il ferimento del marito Giorgio Miatello, reati per i quali è in carcere la figlia Diletta. Siamo sempre nel Padovano. Dopo il decesso in una struttura sanitaria anche dell'89enne capofamiglia, venerdì si svolgeranno i funerali in Duomo a San Martino di Lupari. A 2 mesi dal funerale della moglie Mariangela Sarto, venerdì ci sarà l'ultimo saluto anche per Giorgio Miatello alle 15:30 nel Duomo di San Martino di Lupari. Nell'epigrafe che annuncia il decesso e il funerale dell'89enne da parte dei parenti non c'è scritto il nome della figlia Diletta. Capitò la stessa cosa in occasione delle esequie alla moglie. Diletta Miatello è trattenuta in carcere a Verona accusata di omicidio volontario della mamma. Giorgio Miatello è spirato a causa di una crisi respiratoria in una struttura sanitaria. Il dato è emerso dall'autopsia disposta dal pubblico ministero Marco Brusegan della Procura di Padova. Dopo il funerale, l'anziano verrà cremato e le ceneri tumulate nel cimitero di Fontaniva, vicino a quelle della moglie Mariangela. E venerdì pomeriggio alle 15:30 sarà invece la comunità di Este a dare l'ultimo saluto a Edoardo Zattin, lo studente 18enne morto dopo un allenamento di box in una palestra di Monselice. I funerali si terranno alle 15 nella chiesa di San Girolamo. Sul giovane è stata eseguita l'autopsia che ha accertato la presenza di un trauma cranico con emorragia subdurale che ha provocato la perdita di sangue. Gli esiti degli esami saranno resi noti tra 60 giorni. Sulla morte di Edoardo Zattin la Procura di Padova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, per ora senza indagati. Ed è stata questa è una settimana funesta anche per quanto riguarda gli incidenti sul lavoro, purtroppo, perché dopo la morte sul lavoro ad Annone Veneto di un quarantenne, CGIL e FIOM veneziane hanno proclamato un'ora di sciopero in tutti i luoghi di lavoro alla fine di ogni turno di giovedì. Vediamo se siamo in grado di dare il servizio che riprende questo incidente sul lavoro che ha avuto come vittima questo quarantenne ad Annone Veneto. Vediamo se la regia rintraccia questo servizio. Un attimo, qualche istante, eccolo qua, vediamo. La CGIL e la FIOM di Venezia hanno proclamato un'ora di sciopero per giovedì in tutti i luoghi di lavoro alla fine di ogni turno, stringendosi attorno alla famiglia di Michele D'Avanzo, morto dopo una caduta da alcuni metri, mentre eseguiva un intervento all'impianto di condizionamento di una tenuta vitivinicola di Loncon di Annone Veneto.
Quella di Michele è l'ultima tragedia sul lavoro di una drammatica serie che pone il Veneto tra le regioni italiane col maggior numero di morti bianche. Un allarme lanciato da tempo e a più riprese dal mondo sindacale. Michele Zanocco è segretario generale della CISL di Venezia. L'anno 2022 ha registrato un pesante tributo di morti sul lavoro. 74 persone decedute in Veneto, di cui 15 nella nostra provincia di Venezia. Il 2023 si sta presentando già nel peggiore dei modi e vede in Veneto già 10 vite spezzate nell'esercizio del loro lavoro. Non possiamo rassegnarci ad una logica quasi di assuefazione alle continue notizie di incidenti. A livello nazionale nel 2022 1090 persone sono morte sul lavoro, una media di oltre 3 decessi al giorno. Uomini e donne che hanno perso la vita nelle fabbriche, nei campi, nei cantieri edili, sui mezzi di trasporto. Centinaia di persone che, come Michele D'Avanzo, quarantenne di Musile di Piave, dipendente di una ditta artigiana metalmeccanica, sono uscite per lavorare e non sono più tornate a casa. Agire sul piano normativo, repressivo, dei controlli, questo è solo un fronte della battaglia. Un secondo piano altrettanto importante è quello culturale, della consapevolezza sia per le imprese che per i lavoratori. Chiediamo che all'interno delle aziende i rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza possano sovraintendere non solo alla sicurezza dei propri colleghi, ma anche a quelli delle ditte terze che all'interno operano. Fin qui dunque questa tragedia sul lavoro. Torniamo alla cronaca di queste ultime ore perché è stato spento all'alba di oggi dai vigili del fuoco l'incendio che intorno alle 2:45 della notte aveva interessato un deposito di un'azienda orafa a Borso del Grappa. È collegata in diretta, la vedo con un ospite, la nostra Monica Smiderle dal posto e le do la linea. Buongiorno Monica. Buongiorno a tutti, mi trovo a Borso del Grappa in via Vallina Orticella, incendio questa notte all'interno della ditta Chrysos Officina Bernardi che si trova, la vedete alle mie spalle, il rogo ha interessato una delle aree di produzione dell'azienda Orafa di Borso del Grappa. Con me c'è il sindaco che ringrazio, il sindaco Flavio Dall'Agnola. Buongiorno sindaco, allora lei è stato qui anche stamattina per il sopralluogo, che cosa è successo? Niente, è successo che una parte di un reparto non produttivo, ecco, tengo a specificare questo, ma il reparto di depurazione delle acque, purtroppo a causa di un cortocircuito non doloso, perciò per natura i vigili del fuoco stabiliranno qual è stata la natura, ha innescato un incendio che ha provocato l'esplosione di una grande caldaia che serve appunto alla depurazione delle acque. È successo questa notte verso le 2:30 2:35 del mattino e fortunatamente l'azienda in quell'orario era chiusa, nessuno personale dipendente è stato coinvolto in quanto è accaduto e in questo momento ecco, si sta vagliando la soluzione migliore per permettere all'attività e anche nel rispetto delle esigenze della proprietà di esercitare quanto prima e di riprendere quanto prima la propria attività di produzione. Questa mattina c'è stato un sopralluogo congiunto, vigili del fuoco, il personale dell'ufficio tecnico del comune di Borso del Grappa e anche i carabinieri per valutare l'agibilità dell'immobile che è stato interessato questa notte dalle fiamme. Sì, oltre a questi anche il progettista e il costruttore della struttura, che è una struttura recente, circa 2 anni e mezzo. Non sono stati segnalati in un primo sopralluogo elementi critici riportati dalla struttura, pertanto l'augurio e la speranza è proprio quello che dopo una profonda pulizia e un ripristino dei luoghi danneggiati l'attività possa riprendere la sua funzionalità normale. È quello naturalmente che si augurano anche i titolari di Chrysos, i signori Bernardi. Lo vedete Mattia, il nostro operatore, chiedo di stringere appunto sui vigili del fuoco che sono all'opera in questo momento per le operazioni di sgombero, no? Perché adesso inizieranno proprio le operazioni di sgombero per permettere poi alla struttura, all'officina Bernardi di riprendere le attività il prima possibile, perché ci sono importanti commesse, no, sindaco, da portare avanti. Sì,
La proprietà, conosco molto bene, è gestita in maniera eccellente da titolari molto preparati e so che hanno già contattato varie aziende sia per lo sgombro che per il ripristino dei luoghi danneggiati, degli elementi danneggiati, e ci auguriamo tutti, anche non solo per la proprietà ma anche per i 130 addetti impiegati in questa importantissima realtà di Borso del Grappa, importante e riconosciuta a livello mondiale, il ritorno alla normalità e al rispetto delle tante importanti commesse che hanno in questo momento. Da Borso del Grappa è tutto, io ringrazio il sindaco di Borso del Grappa Flavio Dall'Agnon e restituisco la linea allo studio. Miderle, grazie al sindaco per averci spiegato quello che è accaduto. Poi saranno naturalmente le indagini successive a stabilire con certezza le cause. Ora andiamo a Mestre, dove lo sapete, ve le stiamo raccontando da mesi ormai, c'è una scia di furti e spaccate davvero impressionante. Rimango aperto anche per dare un segnale. Parla il ristoratore di via Sernaglia a Mestre, che dice: mi hanno chiesto di vendere ma io resto qui. Ha ricevuto anche la visita degli assessori di Venezia Pesce e Costa Longa. Il bando che abbiamo fatto per aiutare le persone che hanno subito i danni sta andando bene, ci sono richieste, soprattutto ho visto persone che chiedono di mettere il vetro blindato, la seracinesca in chiusura per sicurezza. Il comune dà appunto la possibilità di aiutarli con un finanziamento pari al 50% della spesa fino a 2.000 euro. Di spaccate ne ha subite 2 in pochi mesi Jacopo Morelli, titolare di un ristorante in via Sernaglia a Mestre. Gli assessori comunali al commercio e alla sicurezza Sebastiano Costalonghe ed Elisabetta Pesce lo incontrano proprio a fianco della vetrina sfondata pochi giorni fa e subito riparata. Via Sernaglia, via Dante, piazzale Bainsizza, accanto alla più celebre via Piave, disegnano i confini di una delle aree più problematiche di Mestre, e Morelli se n'è accorto non solo per i furti ma anche per il calo di clienti. Più del 50% sicuramente, sì, perché io ho un ristorante molto grande e quindi sicuramente ha influito più del 50% la mole di lavoro, ecco. Si riesce ancora a stare in piedi? È molto complicato, molto complicato. Non è facile, ci si prova. Io sono qua che non mollo, ma inizia a essere un po' avvilente. Tra spaccio e spaccate, la battaglia per restituire la legalità a quest'area di Mestre non è facile. Occorrerebbero leggi più incisive, sostengono dal comune, ma le forze dell'ordine sono comunque sempre al lavoro. 6 sono stati identificati in questo ultimo mese, arrestati con le indagini della polizia locale. Speriamo adesso che con il nuovo prefetto ci possiamo avere una svolta. Dobbiamo continuare a lavorare sul territorio perché dobbiamo dare una risposta ai commercianti, agli esercenti che stanno lavorando. Non dimentichiamo che escono da 2 anni di Covid e che comunque hanno già subito una perdita. Jacopo Morelli è uno dei pochi italiani rimasti in zona. Anche a lui è arrivata la classica proposta a vendere a stranieri, ma non molla. Ho fatto una scelta, credo in quello che ho investito, e quindi finché posso tengo duro e cerco di rimanere, insomma, anche per dare un segnale. Nel Vicentino il caso di un uomo che ha minacciato di morte il fratello e gli ha distrutto i mobili di casa. Il 45enne era nell'abitazione della famiglia pur avendo un divieto di avvicinamento. I carabinieri lo hanno arrestato in flagranza. Stava distruggendo i mobili di casa e minacciava di morte il fratello. Il tutto violando il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, che era in atto nei suoi confronti proprio per le pregresse condotte violente e minacciose. I carabinieri sono intervenuti nell'abitazione a Vicenza e sono riusciti a bloccare l'aggressore. Dopo aver ricostruito la dinamica degli eventi, lo hanno arrestato in flagranza di reato. Su disposizione dell'autorità giudiziaria, il 45enne è stato condannato a 4 mesi di reclusione convertiti in pena pecuniaria. Il giudice, inoltre, su richiesta del PM, ha aggravato la misura cautelare. Per questo motivo l'arrestato è stato portato in carcere.
Quella di ieri, lo sapete, è stata una giornata di lutto anche per l'aeronautica italiana per l'incidente che è costato la vita a 2 piloti. Siamo a Guidonia, alle porte di Roma, un incidente che ha naturalmente colpito anche il nostro territorio, dal momento che uno dei 2 piloti che ha perso la vita, il maggiore Marco Meneghello, era veronese di Legnago. Con lui il tenente colonnello Giuseppe Cipriano, originario di Taranto. I 2 piloti si sono scontrati in volo durante un'esercitazione e poi i 2 velivoli sono precipitati con i 2 piloti che di fatto hanno scelto di sacrificarsi per non impattare sulle abitazioni, una zona evidentemente molto popolosa quella. Sappiamo che uno dei 2 è finito non contro gli edifici ma in strada, l'altro in una zona di aperta campagna. Purtroppo non c'è stato nulla da fare per salvarli e per questo naturalmente c'è un cordoglio nazionale e da parte di tutto il mondo dell'aeronautica militare per queste gravissime perdite. 2 piloti esperti che i siti, qua siamo sul sito del Corriere della Sera, riportano naturalmente anche oggi con numerosi nuovi dettagli. Ora a Padova, lasciando la cronaca ma andando alla vicenda ormai annosa del tram, perché con il SIR 3 si parte, al via il cantiere per la realizzazione della linea che, lo sapete, collegherà il quartiere Volta Barozzo alla stazione di Padova, e si parte dalla costruzione del capolinea. I primi lavori partiranno dal capolinea, quindi è un'area che non interesserà la viabilità, per cui all'inizio, diciamo per il primo periodo, non ci saranno delle influenze sul traffico. SIR 3 si parte, i cantieri stanno per aprire a Volta Barozzo, dove si inizierà dai sottoservizi nell'area che diventerà il futuro capolinea del tram. Si tratterà però di cantieri ridotti, che quindi dureranno qualche settimana o qualche mese e poi verranno spostati, per cui di per sé i lavori in strada a Volta Barozzo dureranno non per tutto il periodo dei lavori del tram. Il nodo cruciale è il passaggio su via Piovese della rotaia del tram, un punto critico su cui si sono fatte attente valutazioni, spiega l'assessore Ragona. In via Piovese ci saranno anche dei lavori sui sottoservizi, in realtà ci sono già stati, sempre sui sottoservizi ci sono stati dei disagi, ma diciamo che il sistema ha retto, per cui ci immaginiamo ancora sicuramente qualche disagio, ma che il sistema tenga. Il cronoprogramma che dicevo prima servirà anche a questo, andare a fare i lavori sulle parti più delicate della città, penso ad esempio alla parte di fronte all'ospedale, nei periodi un po' più scarichi di traffico, quindi probabilmente verso l'estate. A lavori conclusi, in 15 minuti Volta Barozzo sarà collegata alla stazione di Padova, ricorda l'assessore Ragona, con notevoli benefici anche per la qualità dell'aria di una delle città più inquinate della pianura padana. Credo che la maggior parte della popolazione sappia benissimo, vedendo anche l'utilizzo attuale del tram del SIR 1, poi dove si andrà a parare, per cui credo che siano dei sacrifici che tutti faranno, quantomeno la maggior parte faranno ben volentieri. Festa della donna, dunque 8 marzo torniamo a parlare di donne, e in particolare di donne che fanno mestieri non tipicamente femminili, la mettiamo così. Allora, vedo 2 ospiti già collegati, una terza ce l'ho qua in studio, la saluto subito. Buongiorno ad Arianna Parolin, vigilessa del fuoco, si dice così? Si può dire così. Si può dire anche così. Buongiorno, giovane, la vedete, di paese nel Trevigiano. Sono collegate, vedo via Skype, le ringrazio. Adriana Callegari, autista mom da pochissimo in pensione, così Adriana, buongiorno. Da gennaio, sì, buongiorno. Ben per lei aggiungerei, e Cati Mastorci, che è vice sindaca di Fregona, poi è anche pastoressa, si dice, pastora e allevatrice di pecore in buona sostanza, e anche impegnata nell'agricoltura, quindi fa un sacco di cose, Cati, giusto? Vediamo se mi sente. Ci sente, Cati? Ecco.
Buongiorno, buongiorno. Allora, partiamo da Arianna che abbiamo qui in studio. La domanda naturalmente è quella di capire come ci si fa strada in un mondo maschile come questo, e questa è una, ma soprattutto come mai è diventata vigilessa del fuoco. Tra l'altro lei è una delle 4 che abbiamo qui in provincia di Treviso, è vero? 4. Quindi non un caso singolo. No. La passione è iniziata da piccola. Io sono figlia di un vigile del fuoco che ha sempre amato profondamente questo lavoro, che indossava la divisa con orgoglio, ma che a casa non portava il proprio lavoro. Quindi a casa non potevo avere racconti di quanto accadeva nella sua vita professionale, e probabilmente questo mi ha portato a incuriosirmi un po'. Poi si cresce e ho iniziato ad andare a trovarlo in caserma da piccola. Prendevo la bici, forse erano anni un po' diversi, prendevo la bici, scappavo e andavo lì per vedere loro in divisa, i camion, e poi il tempo passa e quello che era una curiosità è diventata un sogno, e il sogno si è realizzato quando finalmente è uscito un concorso dove io potevo avere i requisiti per partecipare, perché in realtà ne era uscito uno nel 98. Io ero disperata perché non potevo partecipare, non avevo i requisiti, chiedevano periti, elettricisti, sommozzatori, e io non ero nulla di tutto ciò. Lei che studi aveva fatto? Io ero ragioniere, appena diplomata ragioniere, quindi tutt'altro. E da lì, niente, ho deciso che, vabbè, dovevo proseguire comunque la mia vita, ma poi finalmente esce il concorso al quale io potevo partecipare con i requisiti. E lì il sogno comincia ad avverarsi. Quindi do tutta me stessa, studio per una prova preselettiva, riesco a superarla e mi preparo fisicamente con parecchio impegno per una prova fisica, e da lì siamo a 3/4 del sogno. Finalmente supero anche quella e arrivo al colloquio orale, dove si conclude questo ciclo di superamento del concorso. Poi ci sono stati magari momenti un po' lunghi di attesa, perché comunque c'è stato un periodo di blocco del turnover, cambia il governo, sa, quelle vicende politiche che spesso magari non aiutano. Però finalmente nel 2017 arriva la famosa chiamata, il sogno si realizza e io lì mi sento la persona più fortunata del mondo. Ce l'ha passato al primo colpo, al primo tentativo, insomma, questo... Sì, io avevo un'unica possibilità nella mia vita e lì ho dato il tutto per tutto, perché sapevo di avere quell'unica possibilità e lì ho dato tutta me stessa. E suo papà cosa le ha detto? Il papà inizialmente era perplesso, è rimasto un po' in silenzio, ma conoscendolo nel suo cuore sicuramente ne era felice. So che ne è felice, però sa, come tutti i genitori lasciano libertà ai figli senza voler influire su quelle che sono le loro decisioni, però si era rassegnato a una passione che sapeva esserci da tanto. Che aveva visto crescere. Sì. Adriana invece, autista della MOM, tra l'altro ne parliamo parecchio di autisti in questo periodo, no Adriana? Perché è un lavoro delicato, difficile, a contatto con un pubblico che magari non è più quello di una volta, la metto così, o che ha comportamenti purtroppo molto aggressivi, e anche lei sicuramente si sarà fatta largo in un ambiente maschile, senza dubbio. La maggior parte. Ecco, ci dica lei di dov'è, a che età ha cominciato a fare la conducente dei bus? Allora, io sono dal Tivole, in provincia di Treviso, e ho cominciato a 39 anni, però ho fatto la sfida con mio marito praticamente. Stava facendo la patente e io l'ho sfidato perché tra io e mio marito faceva il camionista e io ho detto se c'è riuscito lui a prendere la patente ci devo riuscire anch'io. E ce l'ho fatto, è stata una sfida, l'ho superata e ho preso anche la patente superiore di mio marito per quello. È stata durissima, perché conciliare famiglia, lavoro, gli orari è stato durissima praticamente per me, e anche la strada, perché io abito a 32-33 chilometri da Treviso
e dopo che sono entrata in MOM con i colleghi eravamo tutto come una famiglia, avevo trovato tanta pazienza dai colleghi maschi praticamente e anche dalle donne che c'erano poche allora, adesso siamo qualcosa in più, però mi sono fatta strada per questo tramite colleghi e colleghe. E quindi per quanti anni ha svolto questo lavoro? 19 anni e 3 mesi. E poi è in pensione da gennaio, giusto? Le manca Dal un pochino? Sì, per il discorso no di guida, ma per il discorso dei passeggeri, le chiacchiere che facevo con i passeggeri, con i colleghi, cioè mi manca moltissimo questo. Certo, ma me lo posso immaginare. Senta, come vive questi racconti di questi autisti che vengono aggrediti in questi giorni? Non molto bene, perché anche ieri sera che ho sentito il mio collega mi è venuto il pelo d'oca praticamente sentire che cosa è successo. A me non mi hanno messo le mani addosso, però mi hanno criticato, mi hanno bestemmiato anche, mi hanno detto lei è un conducente di autobus, è l'autista, mi hanno detto un colpo, io scendo perché io non sono sicuro. Perché è una donna? Uomo. Perché ero una donna. Ah beh. E lei cosa ha risposto? Io le ho detto se vuole venire in stazione, ero sull'1 al Cafoncello. E gli ho detto se si fida basta che salga e veda come guido. E subito ha tentennato, poi ho detto la strada è un po' lunghina, a piedi ci provo. È arrivato in stazione è venuto davanti e mi ha detto complimenti per la sua guida. Ah, meno male, insomma, gli ha dimostrato di essere altrettanto capace, se non di più, aggiungo io, ma aspetta, lo dico piano, di un uomo. Arianna, No, sì, vada. Mi hanno detto tanti complimenti, specialmente uomini rispetto a donne, però gli uomini mi hanno detto tante delle volte complimenti per la guida perché ci sono dei maschi che non hanno una guida come lei. Oh, bene, ed è un bel complimento, no? Sì, molto, molto. Senta Arianna, prima di passare a Cati, le è mai capitato che qualcuno abbia detto no, magari mi faccio salvare da un uomo in qualche situazione di bisogno? No, così no, perché quando c'è bisogno non si fa distinzione. Però gli sguardi un po' stupiti della gente sì, ci sono. Quindi posso capire la signora che diceva che ha visto questa persona tentennare, perché mi capita di vedere certe reazioni nelle persone che mi fanno un po' sorridere, però poi si abituano, si abitueranno. Ecco, poi tra l'altro vediamo se la regia adesso le trova, noi dovremo avere delle immagini proprio di lei all'opera in un momento abbastanza delicato. Andiamo da Cati che ci sta aspettando. Cati, buongiorno. È stato non facile preparare questo collegamento perché lei è super impegnata in questo periodo con cosa? Non so solo come dirti. Un agnellino, è fantastico, è meraviglioso. Abbiamo i party in azienda e quindi è super impegnativo. Eccolo qua. Caro. Questo è un agnellino che la mamma non vuole purtroppo. E come si fa? Lo deve allattare lei? Lo tira su lei? Sì, ne mungo una per dargli il latte. Senta Cati, lei è vice sindaco di Fregona, quindi anche un ruolo amministrativo che di questi tempi sappiamo quanto impegnativi sono, poi il vostro è un territorio particolare che ha tante esigenze, siamo nelle Prealpi a ridosso al confine col Bellunese, per cui un territorio che ha delle necessità specifiche e lei non nasce pastora, mettiamola così, lei non nasce allevatrice, non nasce nel mondo agricolo, in che ambito nasce e poi perché il cambiamento? Sì, io ho fatto l'università, ho una laurea magistrale in biotecnologie mediche, poi ho lavorato al CRO di Aviano, il centro di riferimento oncologico, e durante gli anni al CRO ho anche preso un dottorato di ricerca. Dopo una decina di anni ho deciso di cambiare, diciamo che è sempre stata la passione mia quella degli animali, soprattutto
dei cani, e infatti ho iniziato con i cani da pastore, non con le pecore, ho iniziato dai cani e ho cambiato un po' per le prospettive di vita della ricerca difficili in Italia e un po' appunto per un inseguimento di una passione vera e propria, ecco. E da lì piano piano da zero io e mio marito abbiamo creato un'azienda agricola. Certo, ed è felice di questa scelta, è contenta? Sì, felicissima, stanca ma soddisfatta. E questo rapporto diretto con la natura, secondo lei, è un qualcosa in più? È una cosa che non si può spiegare a parole, si può spiegare solo vivendola, è quello che vorrei davvero fare, che nella mia azienda sia una possibilità, soprattutto per i bambini, per scoprire questo rapporto e quell'equilibrio che si riesce a creare tra uomo e natura. E per questo motivo, soprattutto per questo motivo, siamo anche fattoria didattica. Ecco, perché manca un pochino, no? Ultimamente questo rapporto diretto con la natura, con gli animali da parte dei bambini, è vero? Manca questo rapporto e soprattutto negli adulti secondo me si è persa o manca addirittura la consapevolezza di quello che è il rapporto con la natura. Siamo troppo presi da cose molto spesso superflue che la natura ci insegna che non servono. Certamente. A proposito di natura, vediamo se la regia ha trovato le immagini di Arianna, che io ho incontrato qualche mese fa lungo il Piave alle prese con la gestione di uno sciame di api, vero Arianna? Perché lei ha anche questo... non tutti voi vigili del fuoco operate magari in queste circostanze, oppure ci si butta su, eccola qua, la tuta gialla e si va. Sì. Come funziona? No, allora, tutti siamo addestrati a fare tutto, un po' superficiale detto così, però l'addestramento prevede che le nostre figure siano intercambiabili, nel senso che non c'è una persona addestrata all'incendio, una addestrata all'incidente, tutti dobbiamo sapere affrontare tutto. Ed essere anche allenati continuamente. Ed essere allenati, la forma fisica effettivamente è importante. Serve anche a portare avanti ore di lavoro con temperature molto alte, serve comunque a fronteggiare interventi più impegnativi anche ad esempio negli incidenti stradali con estrazione di persone dove ci vuole concentrazione, forza fisica, insomma diciamo che il corpo va tenuto allenato in forma. In quell'occasione sì, eravamo lì in 2 squadre perché dovevamo recuperare una persona punta da più api in shock anafilattico, se non ricordo male, e quindi siamo arrivati da 2 distaccamenti, eravamo dalla centrale e dal distaccamento di Motta, se non erro, e quindi in 2 operatori ci siamo vestiti con la tuta che utilizziamo per questi recuperi e dovevamo trasportare la persona lontano in maniera da poterla sottoporre alle cure del 118. E ci siamo incontrate quel giorno. Ci siamo incontrate quel giorno, io non sapevo che ci fosse una donna, una ragazza sotto quella tuta e mi ricordo quando se l'è tolta, perché poi faceva gran caldo, era quest'estate, quando se l'è tolta ho fatto questa scoperta e da lì anche un po' poi in vista dell'8 marzo l'idea di invitare Arianna in trasmissione. Allora, un altro giro veloce. Come si concilia il lavoro che avete scelto, la vita che avete scelto? L'abbiamo sentito perché un po' tutti questi mestieri sono accomunati da orari un po' così che seguono anche le necessità, le emergenze del servizio come si concilia il lavoro e la vita personale? Partiamo da Adriana che vedo che mi sta ascoltando attenta. Conciliare famiglia e lavoro è un po' duretta perché hai degli orari, non direi balenghi, ma ci sono degli orari al mattino di buon'ora perché ti alzi alle 3:30, 4 per andare al lavoro, hai un tot di strada, 32 km, ci vogliono i 40 minuti, però al pomeriggio ce ne vuole un'ora perché il centro di Treviso, tutti che partono per il lavoro, ce ne vuole un'ora di lavoro. Ho conciliato il lavoro perché ho una figlia grande, per quello
se no, se avevo figli piccoli avevo un po' di problemi per il discorso del lavoro, però ci sono riuscita. Bravissima. Cati, invece, lei come fa a conciliare i 1000 impegni che le spettano in questo periodo della sua vita? Ma ho una buona agenda. Io ho anche la fortuna che l'azienda è a casa e nelle vicinanze, quindi in qualche modo, ecco, riusciamo a gestire facendo 1000 giri, ma sempre in zona. Poi abbiamo la fortuna di avere i suoceri, i nonni qui vicini e diversi amici che a volte nelle emergenze ci danno una mano, e insomma così poi i bambini i nostri, perché io ho 2 bimbi piccoli, uno 8 anni, uno 4, e spesso vengono con noi, ecco. E ai bambini piace vivere nella natura, vivere a contatto con gli animali? Immagino di sì. Loro è naturale, questa natura è proprio naturale, è una cosa naturale, però sì, insomma, sono appassionati. Lo posso immaginare. Guarda come si è messo buono l'agnellino, carinissimo. Mi piace avere anche quest'altro ospite, ha fatto bene a portarlo, bravissima. Arianna, invece, si concilia la vita di una giovane ragazza, di una giovane donna col lavoro che fa? Grazie per il giovane. Beh, si concilia. Io ho turni di lavoro molto regolari, noi abbiamo turni di 12 ore, quindi ben scanditi nel tempo. Turni di 12 ore sono belli lunghi. Sono lunghi, però avendo una scadenza regolare, diciamo che non è una difficoltà programmare il resto delle mie giornate con la consapevolezza di quando lavoro e quando no. Ovviamente è un lavoro che sai quando inizi, non sai quando finisci, non si timbra il cartellino a fine lavoro perché può esserci l'imprevisto, e a quel punto si è già comunque preparati che l'orario può proseguire. Stessa cosa per un'eventuale calamità dove comunque si ha una partenza immediata per più giorni. Però nella normalità diciamo che tutto è fattibile. Poi le donne sono brave organizzatrici secondo me, quindi siamo in grado di programmare bene il lavoro, il dopolavoro, la vita privata. Sì, però è uno stress anche questo, no? Il famoso carico mentale a carico delle donne. Allora sì, è uno stress, però per quanto riguarda me è un affrontare dove quando si finisce bisogna dimenticare, anzi, forse ho sbagliato, non si dimentica, però si mette da parte. Affrontiamo comunque interventi delicati, situazioni personali dei cittadini importanti, stress del richiedente dato da qual è l'emergenza che questa persona sta affrontando, e ovviamente è un qualcosa che non si può portare a casa. Non lo dimentichi, ti segna, lo ricordi, è importante, fa parte del vissuto, però quando poi si va a casa si mette da parte. C'è qualche episodio che ricorda, che l'ha impressionata maggiormente? Ma in realtà sa cos'è? Che l'intervento dell'incendio, l'intervento relativo all'incidente stradale è importante, è sicuramente ha una visibilità più alta rispetto agli altri, però quello che mi tocca di più è l'intervento dove ci sono persone anziane, sole, e tu sei l'unica persona che in quel momento lo sta cercando, perché magari sono persone che non hanno famiglia, non hanno possibilità di avere economicamente un badante, e quindi quando queste persone per 2-3 giorni non vengono visti, magari dai vicini di casa, chi ci fa caso, chi no, e noi siamo quelli che in quel momento si preoccupano di loro. Ecco, questo è un qualcosa che a me fa male perché avendo avuto anch'io dei nonni e sapendo quanto bisogno hanno al pari di un bambino, scoprirli soli lascia un po' di amarezza al cuore, si stringe il cuore, però in quel momento stiamo facendo qualcosa per loro, però a volte la testa dice peccato che non puoi fare di più. Certo. Sì. Allora, tutte e tre, partiamo da Cati. Io volevo chiedere, in caso aveste, magari ce l'avete, magari no, una figlia, consigliereste il lavoro che fate, la vita che fate?
Sì, assolutamente, e con una consapevolezza anche culturale sicuramente, quindi io sono contenta di aver fatto il lavoro che ho fatto con gli studi che ho fatto. Sembrerà strano, ma mi servono, sono serviti, mi servono e continueranno a servirmi tantissimo, quindi non gli dirò smetti di studiare per fare questo lavoro, ma vai avanti, fai tutti gli studi che vuoi e poi se vuoi siamo qua. Grazie mille. Adriana, cosa ne pensa? Io gliel'avevo chiesto a mia figlia di fare questo lavoro, lei mi ha risposto no, perché io non lo faccio. Beh, vedendo due genitori evidentemente che guidano e sono in giro tutto il giorno con i mezzi, forse le è bastato così. Sì. Ci viene questo sospetto. E invece Arianna? Sicuramente ne sarei orgogliosa, però non sarei io a consigliarlo, attenderei che sia la passione a farsi sentire. È un lavoro delicato e quindi penso che debba nascere da lei. Se nascerà da lei io ne sarò la persona più felice del mondo, però non sarò io a consigliarlo. Lo ritengo troppo delicato, troppo particolare, forse anche pericoloso in certi ambiti, da essere io quella che la spinge. Ne sarei orgogliosa. Se un po' nasce come la ha fatto passione. suo papà con lei, insomma. Mi infatti, pare un po' lo stesso comportamento. Infatti adesso capisco i tanti silenzi da cosa nascevano. Da cosa nascevano. Sì. Abbiamo finito il tempo, ci avete fatto un grande regalo, siete tre bellissimi esempi, tre bellissimi modelli di donne in questa giornata. Allora, grazie ancora ad Arianna Parolin, vigilessa del fuoco, Adriana Callegari, ora pensionata ma autista per quasi 20 anni della MOM, e Cati Mastorci, allevatrice e tutte le altre cose che fa. Complimenti Cati, ci faccia rivedere l'agnellino che lo salutiamo, che ci piace un sacco. Sta accasciando. No, sta prendendo sonno, beh, bello comodo, meraviglioso. Grazie, grazie a tutte quante, eccolo, caro, un tesoro. Grazie per la vostra partecipazione, per la vostra testimonianza. Ora chiederei ad Alessandro Granziera e Alberto Piovesan, che sono in regia, di andare subito a Vicenza, dove c'è la nostra Luisa Bertini che ci parla a proposito di emergenze e di alluvione gestite in una maniera assolutamente particolare. Poi andremo con le previsioni del tempo, la pubblicità, e ci ritroveremo con lo spazio dedicato alla CGIL. Vediamo se è pronta Luisa Bertini. Eccola qua. Luisa. Sì, buongiorno, siamo in compagnia del dottor Ferri dell'Autorità del Bacino delle Alpi Orientali. Perché? Perché oggi qui in Comune di Vicenza, a Palazzo Trissino, abbiamo visto una simulazione particolare di un'alluvione, il tutto con la realtà virtuale. Quindi ci spiega un po' che cosa abbiamo visto. Qui adesso stiamo vedendo un visore, di cosa si tratta? Sì, è una nuova tecnologia che viene messa a disposizione del centro operativo comunale e soprattutto dei soccorritori, e permette appunto ai soccorritori di costruire, una volta che sono sul campo, una realtà virtuale e quindi una geometria del terreno in cui riescono ad avere tutte le informazioni che possono essere utili per ottimizzare e ridurre quindi i tempi di intervento e allo stesso tempo migliorare l'efficacia delle proprie azioni. Ecco, facciamo un esempio. Ad esempio, indossando questo visore, la realtà in realtà viene sovrapposta con una serie di misurazioni per garantire anche la sicurezza dell'operatore. Esatto, quindi l'operatore ha la possibilità banalmente di sapere quali sono le vie da prendere nel momento in cui c'è un'alluvione, quindi quali sono le vie in cui non c'è acqua. Quindi può portare in sicurezza, e lui stesso essere in sicurezza, persone e beni che altrimenti che sono esposti durante l'alluvione. La possiamo definire una sorta di mappatura di tutto quello che potrebbe essere potenzialmente a rischio durante un'alluvione? Esatto, una mappatura dinamica di quello che può essere a rischio durante un'alluvione. Dinamica perché se da un lato ci sono delle informazioni che sono appunto già preconfigurate, altre vengono ovviamente caricate sul momento e variano nel tempo.
Ecco, Vicenza in questo fa scuola, ma quando di fatto vedremo gli operatori operativi in questa maniera? Tempistiche? Ma le tempistiche potrebbero essere 3-5 anni, come abbiamo fatto con l'esperienza di Beware, che è diventato poi l'osservatorio dei cittadini ed è nato proprio qui a Vicenza. Ecco, io ringrazio il professor Ferri e restituisco la linea a studio. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Benvenuti al Meteo. Prevarrà un tempo asciutto sul nostro territorio, anche se la pressione è ancora debole e non mancherà qualche parentesi instabile. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di mercoledì 8 marzo evidenzia un ampio soleggiamento. Avremo un'alternanza di nuvole e di rasserenamenti. Localmente non si escludono delle brevi precipitazioni più probabili dal pomeriggio e sui rilievi e fin sulle zone limitrofe. Il clima sarà molto mite e gradevole, con temperature minime tra 1 e 7 gradi, massime tra i 10 e i 15 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo occasionali piovaschi tra Carnia e Prealpi. In pianura a tratti nuvoloso, ma con ampie schiarite, specie verso la costa. Possibili foschie e di notte qualche nebbia in pianura. Temperature minime tra 5 e 9 gradi, massime sugli 11-13 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà decisamente soleggiato con qualche nube di passaggio e qualche isolata piovigine, specie sui settori di confine. Temperature minime intorno ai 5 gradi, massime sui 15 all'incirca. Dal Meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Eccoci qui, Straordinaria 3, di nuovo in studio, ben ritrovati in diretta con lo spazio dedicato alla CGIL, agli approfondimenti relativi in particolare oggi alle pensioni. Saluto e ringrazio e parto dalla nostra ospite donna, in quanto 8 marzo, vero Vigilio? Ivana Francescotto, buongiorno e ben trovata, responsabile del coordinamento donne dello SPI CGIL. Buongiorno e grazie perché mi ha regalato la mimosa, mi ha portato la mimosa, è stata molto gentile, è sempre un bel gesto, in generale tutti i fiori, posso dire, lancio questo messaggio che non si sa mai anche negli altri giorni. Ma questa è speciale, ha un valore, è un simbolo importantissimo. Alla mia destra Vigilio Biscaro, buongiorno, segretario generale dello SPI CGIL, grazie Vigilio della sua presenza, perché appunto parleremo di pensioni. Ricordo naturalmente a chi ci sta guardando che potete telefonare naturalmente in diretta per porre eventuali interrogativi, ma dato che è l'8 marzo mi permetto di dar la parola a Ivana per prima, perché mi diceva che queste mimose le avete distribuite anche tra gli anziani, è così sì. Oggi che giornata è anche per la CGIL e per il sindacato questa? Assolutamente sì, noi da qualche anno a parte la pausa del Covid, abbiamo distribuito in tutte le case di riposo della provincia di Treviso la mimosa alle nostre anziane. E la gradiscono? Sono contente? Beh, è stata un'emozione. Stamattina ci siamo emozionati tutti perché abbiamo visto le lacrime sul viso di queste anziane che dopo anni di clausura, chiamiamola così, ecco, ricevere questo omaggio è stata una cosa speciale davvero. Ed è stato emozionante anche per noi perché abbiamo visto nei loro volti finalmente la gioia della vicinanza con altre persone. E ecco, assieme abbiamo cantato, ci siamo raccontate storie, le loro storie, le storie perché, vabbè, credetemi, sono ancora emozionata, le storie di una vita per tanti aspetti di sofferenze, di disagi,
Ecco, adesso trovarci così, in un luogo che, vabbè, non è proprio il massimo, però dopo alla fine è quasi un obbligo, ci si sente quasi obbligati quando vengono meno le forze, quando le fragilità hanno il sopravvento. Credete, è meglio che ci pensiamo davvero, di fare con maggior frequenza le visite in quei posti a queste persone, dico le anziane ma anche gli anziani in generale, perché davvero dobbiamo sentirlo come un dovere, perché dopo una vita io credo che è bene l'accompagnamento verso la fine sia, ecco, più dignitoso, ecco, anche per loro. Il Covid in questo ha fatto tanti danni purtroppo, perché ci si è fatti tanti problemi, adesso magari ci si fa anche un problema, ma come è anche giusto che sia, se si sta poco bene ad andare a trovare l'anziano. Certo. Tante giustificazioni anche legittime, ma che alle volte magari diventano anche delle scuse, invece bisogna pensare di impegnare il proprio tempo anche in questo, ed è corretto. Certo, è gratificante anche per noi che lo facciamo, perché davvero costa poco un gesto così, però ecco, chi lo riceve è davvero qualcosa di speciale, perché dopo è anche un'occasione per raccontarci le loro solitudini, perché di questo si tratta, le loro solitudini. Quindi ecco, la nostra vicinanza è anche come pensare a essere più presenti anche noi come operatori del sindacato, come pensionati più presenti. Infatti abbiamo dei gruppi che stanno dando del loro tempo, come anche a Ponte di Piave, che vanno le nostre donne vanno a fare delle letture, a raccontare delle poesie, come oggi per esempio a Meduna di Livenza, oggi pomeriggio a Meduna di Livenza, alcuni dei nostri pensionati verranno a cantare le canzoni del loro tempo, per cui ecco, guardate, è qualcosa di speciale quello che facciamo in questa giornata e speriamo anche di poter essere più vicini anche con maggior frequenza. Questo è un obiettivo che ci poniamo, insomma, vedremo cosa fare. E facciamo anche un appello a chi ha del tempo che può darci una mano. Gli operatori delle case di riposo sono stati non felici, ci hanno ringraziato, non finivano più, perché ecco, è un supporto in più che con queste nostre presenze diamo a queste persone. Esatto, perché non bisogna dimenticarsi che oggi è la festa dalle neonate alle centenarie di tutte le donne, no? C'è già una telefonata, sentiamo. Buongiorno, e chi è? Buongiorno. Chi è, da dove chiama? Sono Walter di Vicenza. Buongiorno, ci dica. Tanto voglio fare gli auguri a tutte le donne che oggi è la festa sua. Grazie, grazie. Volevo fare una considerazione sulle pensioni, no? Sì. Io lavoro a 43 anni e tiro una pensione proprio da miseria. Perché le donne che lavorano 10, 11, 12 anni mi dare la pensione in base a quello che lavora, come chi fa negli altri paesi del mondo? Questo volevo dire al nuovo governo. Hai capito il discorso? Adesso proviamo. In Olanda uno ha lavorato un anno e poi il fratello ha detto vieni a casa perché non ce la faccio più andare avanti col lavoro. È andato a casa, a 64 anni, 65, gli è arrivato 48 euro di pensione dall'Olanda. Ma vi pensate? Certo. Proviamo a sentire allora. Grazie della domanda. Proviamo a sentire con i nostri ospiti. Partiamo anche da questo, da questo sollecito di questo telespettatore, Vigilio. Certo. Al di là di uomini e donne, c'è una proporzione tra quello che si fa, tra quanto si lavora e quello che poi arriva? Credo proprio di sì, anche se la questione diventa complicata nel spiegare compiutamente i perché. Però, caro Walter, se ricordo bene il nome, ecco, tu hai lavorato 43 anni e hai la pensione relativa agli anni che hai lavorato con i contributi che sono stati versati da te stesso e dall'azienda che li ha versati obbligatoriamente per te. La problematica relativa al minimo di anni che dobbiamo lavorare, parlo dell'Italia, è questa
bisogna avere almeno 20 anni di contributi per poter avere una pensione all'età di pensionamento per età anagrafica relativa ai 20 anni di contributi versati, oppure 5 anni, ma qui stiamo parlando di chi prende tanti e tanti soldi al mese, perché c'è un livello, un limite per il quale se tu non raggiungi quel limite lì, l'INPS non ti eroga la pensione quando si compiono gli anni anagrafici per la pensione di vecchiaia. Però, se una persona che ha lavorato, come hai fatto l'esempio tu, all'estero, e qui le cose diventano, lo dicevo prima, un po' più complicate perché bisogna capire quali convenzioni ci sono. All'interno dell'Europa sicuramente queste convenzioni ci sono, e quella persona che ha lavorato un anno in Olanda si vedrà se ha fatto la domanda di, come posso dire, unione delle due contribuzioni a questa cosa, ma la possiamo fare anche noi in Italia, questo quando si lavora con casse diverse, per esempio con casse relative all'artigianato e con casse relative al lavoro subordinato vero e proprio, che è quello industriale. Perciò il livello, perché se no la faccio troppo lunga, il livello di rendita pensionistica dipende da un lato dall'età anagrafica, dall'altro dagli anni che abbiamo contribuito. Dopodiché chi ha una pensione media, ecco, con la rivalutazione, io dico con la mancata rivalutazione piena delle pensioni che è stata fatta dal governo attuale in carica, qui hai ragione da vendere, non c'è stata la rivalutazione che c'era invece nella norma e che doveva esserci dal 1° gennaio del 2023. Esatto, e di questo vogliamo parlare in questa puntata, no? Esatto. Proprio di questo. Addirittura mancata abbiamo titolato noi, sì. Rivalutazione delle pensioni, con tutta una serie di aspetti negativi che sono arrivati dagli ultimi provvedimenti intrapresi. Sì. Perché? Mi faccio aiutare anche da numeri. Perché? Esatto. Perché nel 2022 vigeva, ormai devo dire così, vigeva una norma per la quale annualmente le pensioni fino a 4 volte il minimo, e per parlarci chiaro, fino a 2.101 euro al mese, venivano rivalutate al 100%. Quelle superiori al 4 e fino a 5 volte del 90%, e quelle oltre i 5 volte il minimo il 75%. Questo in realtà non è avvenuto. Perché? Perché nella manovra finanziaria del governo Meloni, fermo restando la rivalutazione al 100% fino a 4 volte il minimo, poi per le pensioni con un valore più alto c'è stato un décalage, una diminuzione, anziché il 7,3%, così è stata fatta la legge finanziaria, c'è stata una diminuzione, quelle oltre i 4 volte, perciò sopra i 2.100 euro, solo del 6,2%, fra le 5 e le 6 volte il minimo del 3,8%, fra 6 e 8 volte il 3,4% e via discorrendo, per arrivare fino al 2,3% per le pensioni 10 volte il minimo, e stiamo parlando di pensioni chiaramente ricche rispetto alla media che abbiamo noi a Treviso e che abbiamo in Italia. La questione però è di natura, come posso dire, di giustizia, perché il governo ha fatto questa rivalutazione o perequazione, che dir si voglia, in décalage, perché doveva risparmiare soldi. Ne ha risparmiato circa 4 miliardi e, è giusto dirlo a chiare lettere, questi 4 miliardi sono andati a finanziare la flat tax per gli autonomi, 15% fino a 85.000 euro, e tutte quelle misure di sanatoria fiscale che il governo ha fatto.
Questo è il primo quadro. Il secondo è il seguente. Allora, alla fine dell'anno, anzi al 17, perché sto leggendo... Vuoi che lo affrontiamo dopo aver sentito la telefonata, Vigilio? Perché vedo che c'è un telespettatore. Sentiamo chi è al telefono, buongiorno. Buongiorno. Chi è? Mi scusi, volevo chiedere una curiosità più che altro al signore. Chi ha pagato anche 10-12 anni di contributi privati? Quei soldi a chi vanno? Al governo? Vanno ai pensionati, signora, perché il ragionamento che facevo prima vale per tutti. Se io raggiungo 20 anni, bene, quando andrò in pensione oggi a 67 anni di età, oggi 2023, mi percepirò questi contributi sotto forma, ma non sarebbe sotto forma di Prego. Perché non sarebbe giusto? Perché io ho versato tanti soldi in quei 12 anni e adesso mi trovo oltretutto con una pensione di reversibilità di 700 euro che sto mese me l'hanno aumentata di €1. Sì. Grazie signora, grazie. Sentiamo il ragionamento allora, Vigilio. Sì, eccomi qua. Allora, la questione è presto detta, e cioè... Se io non raggiungo questo minimo, cosa fa l'istituto sempre rispetto alle norme vigenti? Se la tua pensione calcolata per i 10 anni che hai lavorato solo è sufficiente per arrivare al minimo, l'INPS ti dà il minimo di pensione, altrimenti questo non viene erogato, e se hai diritto rispetto alla tua situazione economica individuale e familiare ti dà una pensione, la cosiddetta pensione sociale. Queste sono le leggi, non è che possiamo, come posso dire, arrampicarci sugli specchi per dire potremmo fare così, potremmo fare colà. No, ci sono due sistemi per andare in pensione, o di vecchiaia o di anzianità, adesso viene chiamata pensione anticipata. Ma se non raggiungo questo livello, cioè per la pensione anticipata, il livello minimo per aver erogata la pensione, allora noi facciamo una richiesta all'INPS per avere comunque una pensioncina, perché si tratta proprio di una pensioncina che è sicuramente superiore al calcolo che i 10 anni ti darebbero quando raggiungi l'età anagrafica per la pensione. Certamente. La interrompo, c'è un'altra telefonata. Prima volevo velocemente, Ivana, sono per lo più le donne, no? Alle prese anche con la pensione sociale e così via. Non è una situazione semplice, soprattutto di questi tempi, con i rincari che ci sono. Non è evidentemente un provvedimento sufficiente. No, è vero questo, perché lo sottolineava anche il nostro segretario. Noi ci troviamo di fronte a delle ingiustizie profonde, diseguaglianze anche. Ci troviamo e la stiamo affrontando perché abbiamo fatto anche manifestazioni, ma è uno dei problemi per i quali ci batteremo in un prossimo futuro, perché lo sottolineavano anche le telefonate, la signora, sono ingiustizie profonde. Allora, le donne hanno cominciato a lavorare anche molto precocemente, si trovano a fare questi versamenti per un certo numero di anni e questi qua spariscono, perché non sono utilizzabili, le leggi non lo permettono. Per cui ecco, ci troviamo da un lato questa cosa qua, dall'altro c'è che queste donne hanno lasciato il lavoro perché costrette ad accudire familiari disabili o non autosufficienti. Ecco l'altra grande battaglia che stiamo facendo. Noi finalmente siamo arrivati ad una legge sulla non autosufficienza dopo una raccolta di 5 milioni di firme, vero segretario, correggimi se sbaglio, 5 milioni di firme, finalmente con Draghi, proprio alla fine del governo Draghi è stata approvata la legge che però adesso non è finanziata, per cui ecco chiediamo il riconoscimento del lavoro di cura, ecco, per tutte quelle donne che hanno lasciato il lavoro in età precoce, non ancora età pensionabile, che si trovano con un pugno di mosche in mano. Per cui ecco, dateci una mano a fare questa battaglia perché la legge c'è e deve però essere finanziata.
Questo è il grande scoglio che ci troviamo davanti, per cui ecco, ed è giusto, perché sappiamo che ci sono migliaia e migliaia di donne che hanno accudito familiari non autosufficienti e che non viene riconosciuto. È un lavoro, santo cielo, è un lavoro. Altro che comunque impedisce di fare altro, senza dubbio. Abbiamo un'altra telefonata, buongiorno. Sentiamo chi c'è al telefono. Pronto? Buongiorno. Prego. Sì. Chi è? Da dove ci telefona? Maurizio, chiamo da Conegliano. Buongiorno Maurizio, prego. Buongiorno. Niente, io volevo dire una cosa. Io sono forse tra i più fortunati o sfortunati, dipende, che ha una pensione cosiddetta ricca, di quelle che non hanno praticamente avuto la rivalutazione come le altre. Madonna, e trovo che questo sia estremamente incostituzionale. Perché? Perché se l'inflazione, abbiamo detto, deve coprire per le pensioni fino a 2.100 euro, non capisco perché la mia pensione, che è superiore, deve essere penalizzata in questo senso. Perché l'inflazione, che io prenda 2.000, 3.000 o 4.000 euro, colpisce anche me. E quindi la rivalutazione del 100% dovrebbe essere fatta fino a 2.100 euro. Poi vogliono aumentarla, non vogliono aumentarla, mi va anche bene, però devo dire la rivalutazione al 100% su quella fascia che deve recuperare il tasso di inflazione va fatta, almeno io credo questo. Dopo qua, e il problema è anche il messaggio. Molto volentieri. E il messaggio qual è? Ragazzi, lavorate a nero, perché se avete una bella pensione poi non vi viene garantito, non vi viene garantita. Quindi questo è anche il messaggio che viene dato. Perché purtroppo, o per fortuna, io ne ho pagati tanti contributi, ma non mi pento di averli pagati. Però vorrei che il contratto che io ho fatto con lo Stato, quando ho incominciato a lavorare, fosse rispettato. Certamente. Maurizio, grazie per questa sua testimonianza. Vedo qui molti gesti così di comprensione piena di quello che ha detto, no Vigilio, perché? Assolutamente. Maurizio, mi dai il là per fare una considerazione che non è solo sindacale, perché sono perfettamente d'accordo con te. Se io ho avuto nella mia vita un lavoro con una retribuzione superiore a 5 volte, o se volete superiore a 8 volte il minimo, benissimo, si tratta di pensioni da 5-6 mila euro. Per queste pensioni Maurizio, come tantissimi altri, hanno pagato i loro contributi. Bene, che cos'è che è intervenuto? E qui vorrei essere esplicito. È intervenuta un'azione politica da parte di questo governo che ha detto: va bene, la norma che era in vigore prima, per il 2023-2024, speriamo di no, la modifichiamo, e questa è la situazione. Allora, se dal punto di vista delle casse, bilancio statale, certi ragionamenti possono essere fatti, non possono essere fatti a scapito di chi non ha più il potere contrattuale per magari modificare le proprie retribuzioni, perché noi pensionati non abbiamo più nessun datore di lavoro se non l'ente previdenziale pubblico che ci eroga le pensioni per quello che sono le regole. Bene, queste regole qui, tengo a sottolinearlo, le abbiamo riottenute con il governo Draghi, perché se vi ricordate, e se no lo ricordo io ed è giusto farlo questa considerazione, quando il governo Monti-Fornero fece quella manovra per la quale siamo scesi in sciopero, non magari sufficientemente, ma la CGIL sicuramente ha fatto le sue battaglie, abbiamo capito che la situazione era molto delicata rispetto alle casse dell'INPS, e per 10 anni le rivalutazioni, anche ringraziando una bassa inflazione, non hanno mica portato a casa nulla. Oggi noi abbiamo nel 2022 un'inflazione che annualmente l'Istat ci ha detto a gennaio che è pari all'8,1%, nella manovra finanziaria il governo ci ha dato il 7,3%, aspettiamo di vedere quando otterremo lo 0,8% che ci manca. Ma la verità è
almeno la nostra verità come sindacato, come CGIL, è che dobbiamo una volta per tutte smetterla di fare cassa con i pensionati. A volte noi, in modo anche, come posso dire, scherzoso, diciamo che il governo, i governi, non solo questo, stanno utilizzando il bancomat dei pensionati per fare cassa. Ebbene, perché non ci si rivolge invece a quella fascia di dichiarazione di redditi fasulle per le quali uno può dichiarare una retribuzione inferiore a quello che in realtà lui percepisce, e facciamo in modo di dare una mano allo Stato, ai governi che governano questo benedetto Stato, per dividere la previdenza dall'assistenza, perché tutte le pensioni che hanno circa 500 euro sono a carico dell'INPS sulle casse dell'INPS, quando invece dovrebbero essere a carico dello Stato sulle casse dell'assistenza. Il governo o i governi possono fare queste azioni quando finalmente capiranno che l'evasione fiscale è un danno per tutti, non solo per chi sta male, ma soprattutto per chi sta male, ma anche per chi sta bene, perché avremmo circa, adesso forse nel 2022 sarà sceso il valore, ma circa 100-110 miliardi di PIL, di ricchezza non denunciata, per la quale l'INPS e lo Stato non raccoglie i contributi, sia come IRPEF e sia come contributi previdenziali. Maurizio, perciò io ti ringrazio di questo, perché sul serio in Italia il cosiddetto potere d'acquisto delle retribuzioni e delle pensioni, se continuiamo così, sarà nell'arco della vita che noi vivremo, e spero a lungo, sarà decurtato senza che nessuno si accorga. Vigilio, abbiamo Ivana, abbiamo un'altra telefonata. Buongiorno. È stato troppo lungo, non so. Pronto? Vediamo se c'è qualcuno al telefono. Ci sente? Pronto? Pronto, pronto? Non dà segni. Se dalla regia mi dicono se c'è ancora qualcuno al telefono, se no è andato via, cerchiamo di recuperarlo. Allora, per far tirare anche un po' il fiato a Vigilio, chiederei proprio alla regia di mostrarci il video che la CGIL ha preparato anche in vista di questa giornata in cui vengono ribadite, scandite delle parole che sono un po' quello che è... quelle che sono le caratteristiche, la mission insomma della CGIL e il suo credo. Vediamo questo video e poi lo commentiamo insieme. Consapevolezza, libertà, meritocrazia, cambiamento, responsabilità, alleanza, competenza, comunicazione, concretezza, condivisione, conoscenza, coraggio, capacità, cultura, democrazia, dignità, diritti, determinazione, dovere, educazione, emancipazione, energia, forza, genere, giustizia, considerazione, gratitudine, indipendenza, linguaggio, vitalità, necessità, opportunità, orgoglio, parità, partecipazione, civiltà, persone, politica, valore, riconoscenza, traguardo, riscatto, uguaglianza, salute, società, sorriso, scelta, rispetto. Ecco, tutte parole che vi sono familiari in CGIL, sì. No Ivana? Spieghiamo magari il senso di questo video anche alla luce di questa giornata. Ma io credo che queste parole sono
come dire, il nostro programma, il programma di lavoro della CGIL. A cominciare dai diritti, dal rispetto, dal lavoro e tutte le cose che sono state dette. Le troviamo ogni giorno nelle nostre sedi, ci confrontiamo con queste dinamiche ogni giorno nelle nostre sedi, con le persone che vengono a chiedere, ma che denunciano anche le disuguaglianze, le ingiustizie, eccetera. E soprattutto su questo noi ecco, siamo sul campo tutti i giorni. E stanno aumentando sempre di più. Il nostro disagio, chiamiamolo così, è nel dover riscontrare che anni e anni di lotte e di battaglie, ecco, siamo costretti a stringere i denti perché stanno sfumando. Ogni giorno vediamo eroso non solo come dire, la parte economica, ma soprattutto anche la dignità. I diritti delle persone sono questi che fanno più male, quello che ogni giorno sta venendo meno e sta proprio per essere eroso costantemente da un sistema che non può continuare così. Quindi noi abbiamo bisogno di tornare in campo a 90 gradi. Su tutte queste parole che sono state dette dobbiamo ritornare in campo a 90 gradi e per fare questo abbiamo bisogno soprattutto delle persone che lavorano. Soprattutto il mondo di lavoro deve tornare in campo per difendere questi diritti, perché sono costati sacrifici, anni di battaglie, sono costati tanta fatica. Certamente. Abbiamo un'altra telefonata, vedo. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Sì, la sentiamo. Da dove chiama, signora? Chi è? Da Dolo, chiamo Marzia. Buongiorno Marzia, ci dica. Volevo chiedere da 2, quando avete parlato, da 2 a 4 volte o da 2 a 5 volte la pensione minima, quanto se si tengono sul lordo della pensione. Quanto? Quanto si trattengono del lordo, ha detto? Sì, perché non ho fatto in tempo a prendere nota di tutto. Sì. Sì, allora rispondo io ben volentieri, Marzia. Si tratta di pensioni fra le 525 euro, che è la minima, fino a 2100. Su questa fascia qui le trattenute fiscali sono pari al 23%, però non dimentichiamoci che fino a 8.000 ferma Marzia, aspetti che finiamo il ragionamento, Marzia, un attimo. A 8.500 euro non si paga nulla di IRPEF, capito? E perciò sopra gli 8.500 fino ai 15.000 euro c'è questa trattenuta IRPEF. Questa è la risposta. Noi però, Marzia, per come posso dire, continuare con quella passione che Ivana prima metteva nel dire che cosa dobbiamo fare noi come sindacato e come CGIL nello specifico, c'è l'abbassamento delle tasse a carico dei pensionati, perché in Italia c'è anche questa sperequazione che i pensionati pagano circa 1.800-1.700 euro in più di tasse rispetto agli attivi, perché gli attivi hanno più detrazioni. Perciò questa battaglia la continueremo a fare assolutamente. Marzia, ti do un consiglio: fatti controllare dal patronato Inca di Dolo, se ho capito bene, di Dolo, la veridicità delle trattenute che fa l'INPS. Sulla mia pensione ho già fatto i calcoli, l'INPS non sbaglia, perciò ti dico, le tasse che tu vedi lì scritte nel tuo cedolino sono, ahimè, le tasse che dobbiamo pagare. Sì, quella addizionale regionale, quella provinciale, eccetera. Insomma. Sì, Marzia, ecco. Che c'è comunque. Ma assolutamente, le addizionali, e qui andiamo in un altro, come posso dire, ambito di discussione, sono quelle questioni che a livello locale, perciò anche in provincia di Venezia, questo si fa sicuramente attraverso quei confronti che
il sindacato confederale e il sindacato dei pensionati a nome e per conto del sindacato confederale fa, e cioè la esenzione dell'addizionale comunale, che ha un valore massimo dello 0,8%. In provincia di Treviso questi accordi con i comuni li facciamo, non possiamo fare accordi a livello regionale, anche perché qui c'è una, come posso dire, una bugia che corre sui mass media, sulle televisioni e anche sui giornali, sulla stampa scritta, cioè che in Veneto non abbiamo un addizionale. Marzia, tu mi hai detto che nel tuo cedolino paga come nel mio, cedolino paga, cedolino pensione, chiedo venia, c'è quella addizionale là e dovrebbe servire alla Regione a dare più servizi specialmente riferiti alla popolazione anziana. E qui si ferma Vigilio. No, io mi fermo perché non ho più... Grazie Marzia, grazie Marzia, ha capito, allora perfetto. Allora Vigilio, lei prima l'abbiamo interrotto un ragionamento, vero? Stavamo dicendo... Allora, per quanto riguarda la perequazione... Esatto. Quello che ho detto è abbastanza intuibile, che lì dobbiamo fare un accordo nuovo e spero che rimanga negli anni con il governo. Ma qui siamo messi molto male, perché con il nuovo ministro Calderone, che tra parentesi dovrebbe conoscere bene la materia, essendo stata fino all'altro ieri presidente dell'ordine dei consulenti del lavoro, noi non siamo riusciti in 2 incontri, 19 gennaio e 13 febbraio, ad andare oltre, come posso dire, le public relations, cioè oltre al fatto di conoscerci e di rimarcare ancora una volta gli obiettivi che noi vogliamo, come posso dire, perseguire nel confronto con il governo. E sono pochi gli obiettivi, ma assolutamente importanti. Il primo è quello che abbiamo discusso oggi, la certezza della rivalutazione. Perciò se c'è l'8,1%, l'8,1% deve esserci, non il 7, non il 6, non il 3, non il 2. Si vada da un'altra parte a prendere queste risorse. I pensionati, ripeto, non hanno potere contrattuale perché hanno solo la pensione. Bene, l'altra, e questa è una visione per il futuro che io sono orgoglioso di avere come CGIL, e cioè una pensione di garanzia per i giovani, per i giovanissimi. Qui a volte facciamo dei ragionamenti che non sono tanto centrati. Chi paga i contributi per la sua pensione o ha una continuità di contribuzione e perciò dopo 42 o 41 anni può andare in pensione, ma se non ha questa continuità di contribuzione noi dobbiamo intervenire. E dobbiamo intervenire a maggior ragione perché negli ultimi anni, grazie ai governi precedenti, perciò non faccio distinzioni su questo, abbiamo avuto quella che va per la maggiore come concetto precarietà dei rapporti di lavoro. La precarietà dei rapporti di lavoro e periodi di non contribuzione durante la vita lavorativa delle persone ti porta ad avere una pensione decurtata molto. Ecco perciò che la nostra richiesta pensione di garanzia, circa il 60% della retribuzione di quando vado in pensione, dovrebbe far, come posso dire, capire alle persone che il lavoro in nero, come abbiamo sentito prima da una persona che è intervenuta, dovrebbe, come posso dire, cessare per 2 motivi. Il primo, perché il lavoratore è a rischio come il datore di lavoro, perché se faccio nero o accetto di fare il nero, io rischio delle sanzioni anche personalmente e non solo l'azienda, perché c'è una evasione fiscale e secondo c'è un'evasione contributiva. Ecco perciò che noi pensiamo che
le categorie sindacali degli attivi dovrebbero fare nei loro rinnovi, e c'è tanta fatica a far capire questo ai datori di lavoro, di modificare i contratti di assunzione, le modalità di assunzione, in modo tale che i contratti, come posso dire, a termine, che i vari stage, che non sono neanche veramente rapporti di lavoro subordinati, che i tirocini, che i lavori a chiamata cessino una buona volta in Italia, per dare dignità al lavoro, ai lavoratori e alle lavoratrici, specialmente a quelli giovani, perché il problema poi se lo troveranno alla fine della vita lavorativa. E lasciatemelo dire, un'altra cosa è questa: se non facciamo queste operazioni, queste scelte, ci troveremmo con una popolazione anziana molto in là con l'età, che avrà bisogno di cure, e non ci saranno i contributi previdenziali per poter pagare queste persone in pensione. Abbiamo un'altra telefonata, quel che vedo. Pronto, buongiorno. Pronto? Sì, Buongiorno. prego. Chi è? Sono Da dove io. chiama? Buongiorno, chiamo da Padova, io mi chiamo Salvo. Buongiorno. Vorrei fare per conto di mia moglie, posso? Certo. Ecco, allora, mia moglie ha una pensione con 22 anni di contributi versati, percepisce 515 euro, è una pensione di vecchiaia. Quindi praticamente la sua pensione è ferma fino al 2021. Non ha avuto la rivalutazione sia quella di 1,9 del 2022 e nemmeno quella di quest'anno del 2023. È ferma. Com'è possibile? Allora, Sauro, non è possibile. Proviamo a verificare con il cedolino pensione del mese di marzo se questo è avvenuto, perché dai dati che tu mi hai fornito, 515 euro, doveva avere assolutamente la rivalutazione, tra l'altro un po' di più del 7,3%, almeno per quanto riguarda il 2023. Ho capito che è una pensione di vecchiaia con 22 anni di contributi versati, non mi resta altro che dire, dovremmo guardare il cedolino, di chiederti molto gentilmente di rivolgerti a un patronato sindacale, all'Inca CGL a Padova, che ce ne sono sicuramente. Da voi sicuramente, sì. Sì, questo perché doveva esserci di più della mia o della tua, per parlarci chiaro, ma se a marzo non è avvenuto... No, ho verificato, chiedo scusa, ho verificato il cedolino e a marzo non... Ecco. E a marzo non è ancora praticamente niente, è ancora 513 euro. Benissimo, fate un salto al patronato Inca che lo verifica. Abbiamo diritto comunque, sì. Abbiamo diritto. Sì. Assolutamente Grazie mille, ringrazio a tutti e complimenti per la trasmissione. Grazie, Buongiorno, gentilissimo, grazie a tutti voi che ci state seguendo invece. Dobbiamo andare in pubblicità qualche minuto e poi torniamo per parlare di pensioni. Bisogna dire, Virgilio, sai una cosa... Eccoci qua di nuovo in diretta, straordinaria d'Antenna 3, spazio dedicato alla CGIL. Siamo in compagnia di Ivana Francescotto e Vigilio Biscaro. Stiamo parlando di pensioni, loro sono due rappresentanti dello SPI CGIL, ma prima di tornare a parlare di pensioni e anche di donne, sentiamo chi c'è al telefono. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Sono Checco Giorgio da Giavara del Montello. Buongiorno. Puoi chiedere, mi chiede la pensione 1.200 euro e ho casa mia. La mia moglie ha fatto 9 anni di lavoro e non prende niente, ha 76 anni, non so come mai. Come mai non prende niente? Ha fatto 9 anni di lavoro e dopo è dovuto rimanere a casa perché aveva dei bambini piccoli. Ecco, lo stavamo giusto dicendo prima, guarda, giusto una telefonata da 8 marzo, grazie, sentiamo... Sì, la cosa che posso dirti, Checco mi pare di aver capito, da Giavera del Montello, bel comune, sì. È questa,
Purtroppo tua moglie non ha diritto alla pensione perché ha contribuito solo per 9 anni. La battaglia che stiamo facendo da un bel po' di tempo per il riconoscimento dei lavori di cura, che prima anche Ivana accennava, è per questo motivo importantissima. Perché noi siamo stati abituati fino ad ora a vedere i lavori di cura, di educazione dei figli solo appannaggio o riservati, se volete, alle donne. Ma le donne hanno anche il diritto individuale sacrosanto di fare la propria vita e perciò io personalmente la spiego in questo modo. Dobbiamo obbligare gli uomini, i papà, a fare i congedi parentali come fanno le donne. Qui non c'è discussione, altrimenti ritorniamo ai vecchi stereotipi. La mamma lavoratrice quando diventa mamma deve stare a casa, la mamma lavoratrice quando smette di lavorare, magari anche prima di aver raggiunto la pensione anticipata, fa i lavori di cura per i familiari anziani e gli uomini non fanno nulla. Il riconoscimento dei lavori di cura a carico della fiscalità generale dovrebbe garantire i contributi in modo tale che anche tua moglie avesse la possibilità, ma non l'ha avuta, di avere una pensione pur minima. E questo, guardate, è una questione di civiltà, sapete. Non è una questione di avere diritti e non diritti, è una questione di civiltà. In una società patriarcale, come tante zone del nostro paese è una società destinata a scomparire, secondo me, ma non perché le donne sono migliori degli uomini e gli uomini hanno dimostrato di non essere migliori, ma perché mettendo insieme sia gli uomini e le donne con gli stessi diritti, ma con gli stessi doveri, avremo probabilmente una società che sarebbe educata meglio e più anche gentile nei rapporti tra le persone, cosa che invece non è. Un'altra telefonata, state chiamando davvero in tanti oggi, ci fa molto piacere. Chi parla? Pronto? Pronto? Eccolo qua. De Pieri Franco, da Treviso. Chi? Franco? Pronto? Sì, la sentiamo. Posso parlare? Sì, non abbiamo capito il nome. De Pieri Franco da Treviso. Perfetto Franco, ci dica. E niente, io chiedevo ai signori in televisione che sto seguendo, mi interessava sapere, io ho perso la moglie 1 anno e mezzo fa circa e percepisco anche la sua pensione. Cioè la mia domanda però è semplicissima. L'IRPEF che dicono che viene calcolato sul totale della mia pensione e della moglie o come e quanto? Tutto qua. L'IRPEF ha detto? No. Franco, stai parlando della reversibilità? Sì, no, reversibilità della moglie e anche sulla mia, ma non vorrei che magari l'IRPEF, siccome che ho visto una cifra spaventosa di trattenuta IRPEF nel bollettino di marzo, dicono nella pensione lorda cosa significa? Sì, ecco, significa, adesso ho capito Franco, ho capito. Sì. Significa questo, la prima cifra che tu hai visto nel cedolino è il lordo della tua pensione, sì. Però siccome a marzo hai avuto anche l'adeguamento di gennaio e febbraio perché l'INPS non è stato in grado di darlo, avrai verifica con quella di dicembre e quella di novembre, avrai una tassazione IRPEF un po' più alta, perché quei 100, 200, non lo so, 300 euro in più che hai avuto a marzo sono riferiti al conguaglio che non hanno potuto fare. Allora bisogna aspettare nel mese di aprile, insomma, per vedere un chiarimento vero e proprio. Bravo Franco. Tutto qua, insomma, sì, no, ecco, la mia non era una lamentela. No. Siccome che ho visto che c'è, come si dice, nel 114 euro di IRPEF in più rispetto al mese scorso, non sapevo quale voti di IRPEF per tutta quella cifra, insomma, che non mi posso lamentare, che sia chiaro, però dico mie.
signori miei, ho avuto un aumento di 263 euro nel mese di marzo e ne ho avuto 150-160 di IRPEF in più del solito. Tutto qua. Franco, tranquillizzati, perché anch'io ho avuto la tua stessa situazione, perché il cedolino di marzo, chiedo scusa, mi è arrivato. Solo per questo mese c'è questa tassazione in più. No, è chiaro, insomma, col mese di aprile dovremo capirne qualcosa in più in sostanza. E se no ci sono le nostre sedi o i nostri recapiti. Sì, chiaro, sono abituato, guarda, non ho dubbi, anche per i miei 62 anni che pago il sindacato, ho una certa pratica e conoscenza. Dobbiamo farti un plauso per questo, Franco, dobbiamo farti un plauso. No, è solo un dovere dare, avere e comunicare, interessarsi delle proprie cose, tutto qua. Bravissimo, ha sintetizzato proprio bene. Franco, grazie. Allora, proprio 30 secondi, Ivana, perché il tempo è finito. Un pensiero alle donne, lei diceva, di tutte le età alla fine. Certo, sì, di tutte le età, in modo particolare anche le donne anziane che purtroppo subiscono violenza, anche le donne anziane. Perché vi dico questo? Perché noi ormai da tanti anni le donne dello SPI-CGIL hanno messo al centro di tutte le loro iniziative la lotta contro la violenza sulle donne. E quale occasione migliore di questa quando a livello internazionale si parla di donne, che ripeto non è solo una festa, dopo facciamo pur festa, ma ricordiamoci anche dei tanti problemi che le donne si trovano ad affrontare nel quotidiano giorno per giorno. Lo ricordava Vigilio prima, che i pensionati si trovano a dover fare il bancomat delle famiglie. Ecco, capite che diventa un problema superare tutte queste difficoltà. Voglio dire una cosa che è importantissima. Dicevo prima della battaglia che stiamo facendo contro la violenza sulle donne, che vuol dire educazione e rispetto. Io lo dico forte, adesso il mio segretario si arrabbierà. Voglio dire forte e chiaro che finalmente, dopo in tutta la vita, in tutti i percorsi del CGIL, nessuno si è mai fatto carico di affrontare questa questione. Ecco, il nostro segretario ha avviato un progetto di formazione, di educazione al rispetto. Quindi guardate, queste sono cose che vogliamo trasmettere a tutti quanti. È da qua che cominciamo. Educazione e rispetto, perché vedere una donna ogni 3 giorni ammazzata per mano di un uomo, credeteci, è intollerabile, non è più sopportabile. E con questo io faccio a tutte quante gli auguri di un buon 8 marzo, ma che siano auguri decisi, di lotta per tutte quante. Grazie Ivana, e penso sia stato contento di questo intervento anche Vigilio Biscaro, che ringraziamo anche per la sensibilità rispetto a questi temi. Vigilio Biscaro, segretario generale dello SPI-CGIL, Ivana Francescotto invece che coordina le donne dello SPI-CGIL ed è bella determinata, la vediamo. Allora il tempo è finito, ricordo ai telespettatori, adesso qualche minuto di pubblicità, non lasciateci perché poi continuerà oggi la nostra diretta ancora per un po' di tempo, perché andremo ad Anguillara, dove si stanno preparando purtroppo i funerali di Stato del poliziotto morto proprio nel tentativo di salvare un pensionato, un anziano, davvero un sacrificio che ha commosso tutti. Grazie ai miei ospiti, ora pubblicità e poi torneremo. Grazie a voi.